Non lo sai che ho bisogno di te, ancora fuori da qui. Provo freddo e non mi sento sicura. Se non ci sei, mi sento sempre come se mancasse qualcosa. Perdermi poi nei dettagli della vita mi mette un po' paura. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Ehi, dove sei? Non lo sai che ho bisogno di te, ancora mai, oramai. La mia strada prende forma, devo andare da sola. Se poi domani verrà, il mio domani sarà a testa alta, l'ho raggiunto da sola. Quando il mio domani verrà, il mio domani sarà, chiudo gli occhi e mi respiro la vita. Io veramente questa mattina sono veramente contenta perché ho una persona, una donna, fatalità, poi anche gli uomini naturalmente, ma una donna che sta cercando veramente di trovare il modo per far capire a questi ragazzi, a questi atleti, atlete, di credere in se stessa, che è l'autostima, l'obiettivo da centrare, che non è sempre quello di vincere, ma anche partecipare, esserci. Presento subito Moira Ferrari. Grazie Moira di essere qui. Presentati Moira. Grazie a te Mirella, grazie veramente, perché per me è un onore oggi essere qui e condividere questo momento insieme a te. Io sono un tecnico della Federazione Ginnastica Italia, sono un'allenatrice da tutta una vita. La ginnastica è stato il mio primo grande amore e ho vissuto per un sogno, quello di diventare un'allenatrice ad alto livello. Questo sogno è stato accarezzato, è stato vissuto, è stato nutrito, è stato parte di me per gran parte di tutta la mia vita, perché io ho iniziato ad allenare che avevo 16 anni, oggi ho 51 anni. Non sono di Treviso, sono di Roma, però ecco, il mio sogno mi ha portato fino a qui. E ho vissuto tante bellissime emozioni nel mondo della ginnastica, ho allenato centinaia e centinaia di atlete, ho avuto il privilegio di fare proprio della mia passione il mio lavoro. Io penso di non aver mai lavorato un giorno nella mia vita. E oggi però mi sto anche, diciamo, immergendo in un nuovo progetto. Ho ideato questo programma di coaching che nasce da un momento particolare della mia vita in cui ho visto un po' vacillare tutte le mie certezze, in cui ho dovuto fare tanto allenamento interiore per non perdermi, per rimanere fedele a me stessa, ai miei valori, per non scendere a compromessi, per non entrare nel giudizio né verso me stessa né verso gli altri. E questo profondo buio che comunque ho attraversato mi ha portato a capire che stavo vivendo un momento di trasformazione. È stato il mio più grande maestro a cui sono
grata profondamente, ed è nato questo progetto che si chiama il progetto Sei Tu, che è un progetto che aiuta le persone a ritornare al centro della propria storia, al centro della propria vita, tutte quelle persone che si sentono perse, che stanno attraversando il buio, perché ognuno di noi prima o poi entra nel buio della propria vita, perché dove c'è luce c'è anche ombra, quindi non possiamo pensare di non attraversare momenti comunque difficili, che però vengono sicuramente a dirci qualcosa. E quindi nasce questo progetto che aiuta le persone a diventare il proprio progetto di vita e che fonda le sue radici sull'autostima. Allora, diciamo la verità anche di questo progetto, che verrà presentato qui a Sveglia Veneti. Inizieremo a lunedì, vero Moira? Sì. Alle 11, ecco, nella terza parte, per raccontare questi vissuti, questa energia per credere in se stessi, perché noi abbiamo bisogno di questo, non solo i ragazzi, le ragazze, ma le persone di qualsiasi età hanno bisogno ancora di credere in se stessi, perché secondo me tutti hanno ancora tanto da dare, non è l'età, è quello che tu credi di essere, che vuoi essere e che vuoi ancora dare. Ecco, il mondo del volontariato è fatto da queste persone e perciò io penso che questo progetto che presenteremo proprio a Sveglia Veneti a lunedì alle 11 sarà un progetto per cercare di far capire l'importanza di credere in se stessi, di centrare l'obiettivo, che è quello di vivere una quotidianità diversa, però credendo in te stesso. E questo secondo me è una corsia, un'autostrada a 5 corsie dove tu puoi girare e vedere su quale corsia vuoi mettere, se stare nella corsia di riserva o se vuoi andare nelle altre corsie. Sentiamo e saluto anche Gigi Pirollo, copilota Relì, ecco lui veramente... Ciao, buongiorno. Ciao Gigi, ciao, grazie ciao, anche a te di essere qui, ecco, per far credere in se stessi. Io ti ho chiamato Gigi perché non ne possiamo più di questi incidenti, di questi morti, che i ragazzi, io non posso non capire o capire perché rischiano così la loro vita, perché loro lo sanno. Il problema è che lo sanno, ma pensano di essere invincibili, che a loro non tocchi niente, che non c'è problema anche se vanno via a 150 all'ora con queste macchine che, se anche sono piccole, sono delle autentiche bombe. Come stai vivendo questi momenti? Tu che sai di cosa si parla, della guida sicura, di capire che se anche hai la patente non è che sai guidare, non pensare perché hai la macchina potente, una macchina importante, di riuscire a superare te stesso. Come hai vissuto questi drammi, Gigi? Allora, i discorsi lo sai che li stiamo facendo da diverso tempo. Sai come la penso io? Sono abbastanza duro, perché mi accorgo che anche se noi facciamo un po' di discorsi seri su questo anche a livello televisivo, ma io faccio i corsi e quindi mi accorgo di che cosa vado incontro. I ragazzini di adesso purtroppo non hanno la cognizione di quello che è la velocità, assolutamente, in più non sanno guidare. Non tutti, perché non sto dicendo tutti, però il problema qual è? Che, hai detto anche tu, hanno le macchine che vanno fortissimo, perché anche una macchina di media cilindrata va forte, specialmente se tu acceleri. Ma il problema qual è? Che se non hanno la minima cognizione di quello che è la velocità, il controllo della vettura. Sai benissimo che oltre alla velocità hai le gomme, se piove viscido, se hai l'attraversamento di qualcosa non sai come reagire, non sanno che cos'è il controsterzo, il sovrasterzo, non sanno nulla di nulla. Il problema è, bisogna insegnarglielo, ma le scuole guida, non sto facendo contro le scuole guida, ma invece di spiegare che cos'è un motore, che adesso con le macchine moderne se hai un problema non puoi toccare niente, devi avere il meccanico che col loro computerino ti mettono a posto la macchina. Insegnate a guidare,
insegnate quali sono le basi della guida, perché altrimenti continueremo sempre ad avere incidenti. Ogni volta che c'è un incidente penso a te per la trasmissione, perché vedo che gran parte degli incidenti sono dati dalla velocità. Poi abbiamo l'utilizzo del telefonino, l'utilizzo dell'alcol, perché purtroppo bevono. Gran parte degli incidenti succedono dopo le feste. Se guarda bene, usciti dalla festa, incidente. Ma quello che è micidiale è che gli incidenti non sono mai a 40 all'ora, sono a 140 all'ora. E lì cosa vuoi farci? Come vuoi reagire? Io reagisco con la mia mentalità, con la mia testa. Io quando vado in giro vado piano, perché ci sono troppe possibilità di incidente, perché hai la bicicletta che esce, il motorino che esce, il camion, cioè non puoi essere non concentrato. La concentrazione è basilare. Io lavoro, come ho sentito bellissimo l'idea di Moira, perché quella è una cosa incredibile, bellissima, ma io quando insegno sono molto duro, perché so benissimo quali sono i problemi che hanno i ragazzini di adesso. Io sono vecchio perché ho 71 anni, ma ne ho viste di cotte e di crude, specialmente nelle corse in macchina, ma la difficoltà è capire quando sei in grado di fare una cosa. Cioè loro si pensano, hai detto tu prima all'inizio, invincibili, che loro vivono, hanno 2 vite, no, ne hai una sola e devi cercare di godertela più che puoi. Arrivare correndo forte c'è il rischio che cosa? Che l'incidente sia lì, perché è lì, all'angolo. Io consiglio sempre, partite 5 minuti prima, tanto andare forte o andare piano sulle strade di adesso, la differenza è 5 minuti, non sono ore. Guarda Gigi, ti do ragione, anche perché io proprio la scorsa settimana si parlava, non mi ricordo chi avevo, sempre sulla sicurezza stradale, quando ho detto ma perché qualcuno sta cercando di passare il cerino agli over 60-70 dicendo che sono loro che hanno problemi con le macchine e che non sanno guidare. Cioè i morti parlano chiaro, i morti non hanno 70 anni, per carità ci sono anche quelli, non dico di no, ci sono, ma non possono dirmi che sono loro che non sanno guidare che creano problemi, perché vedi, io ho paura Gigi, io lo dico apertamente, lo dico tutte le mattine e ormai in qualsiasi argomento che tocco c'è un business che non vogliono toccare, che come hai detto tu è la droga, l'alcol, macchine potenti, la velocità. Tu pensa che ho avuto il presidente dell'ACI di Padova, il quale ha detto che l'airbag sulle motociclette non viene obbligatoriamente autorizzato e messo perché può creare problemi. Ma che discorso è, scusa? Ma se c'è già in Spagna, ci sono anche altre realtà che veramente hanno capito l'importanza. Ma come fa un presidente dell'ACI a dire che non lo mettono perché è un problema di sicurezza per gli altri? Ma è logico che tutto diventa un problema di sicurezza. Gigi? No comment su quello che ha detto il presidente dell'ACI, perché scusami, queste cose vengono testate normalmente nello sport. Se nelle gare di moto vengono sempre usate, ci sarà un motivo. Scusami, l'airbag adesso viene usato, è reso obbligatorio nelle gare di Coppa del Mondo di sci, nelle discipline di velocità. Per che motivo? Perché ti salva bene o male, dopo puoi avere che si rompono le gambe, ma ti salva la schiena. Ecco. È logico che serve anche sulla moto, è che entri a toccare dei tasti dei business che possono avere, perché un buon corpetto con l'airbag costa delle cifre, ma si può arrivare anche lavorando in larga scala magari a prezzi più accessibili. Anche perché se ne vendi tanti automaticamente il prezzo anche può scendere, no? Si abbassa il prezzo, se ne fai 10 costa, ma se ne fai milioni vedi che è logico che bisogna entrare nella mentalità delle persone, perché non tutti lo vogliono.
perché pensa tu di avere un ragazzo che va in piazza e dovrebbe usare il corpetto, non lo usa, sicuro. Lo devi, cioè uno che è intelligente lo usa per fare viaggi, però l'incidente ti succede anche per andare in piazza e fare il chilometro. Ti spiego un attimo perché abbiamo Giancarlo da Venezia. Vai Giancarlo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Le vorrei dire, quel signore che sta parlando, che ha tanta ragione. Ha tanta ragione, perché io ho fatto 50 anni di autista e tutte quelle cose che ha detto lei, signore, è vere. Sono gente che girano col telefono in mano. Niente, io ho guidato 50 anni i bus e non ho mai fatto un incidente, mai. Mai. Grazie Giancarlo, ti ringrazio anche per il supporto che stai dando alle parole di Gigi Pirollo, che è uno che se ne intende, che sta cercando di capire che si può migliorare, ecco, la sicurezza nelle strade, però ognuno deve fare la propria parte, non c'è niente da fare, perché se qualcuno addetti ai lavori si toglie o non ci crede oppure lancia messaggi sbagliati, capite bene che non andremo da nessuna parte. Saluto anche Giuliano Vernier, presidente provinciale Ampli, Associazione Nazionale Partigiani Italiani. Grazie Presidente Vernier di essere qui. Con lei volevo parlare di geopolitica, cosa sta succedendo, come vede lei questa situazione, ecco, di questo uomo potente, Trump, che oggi ne pensa una, al pomeriggio ne fa un'altra, la sera un'altra ancora, e il giorno dopo ha cambiato tutto. Ecco, sta giocando delle carte per vincere la mano, ma è difficile, non si riesce a capire dove andare a parare, salta da un continente all'altro, da un posto all'altro, non riesce più a capire cosa sta facendo. Ecco, dal suo osservatorio, ecco, da lei, con lei poi molto importante, cosa sta vedendo, Presidente Vernier? Mi pare una situazione che rasenta la pazzia. Io non ho mai visto nella storia di questi ultimi decenni una situazione del genere, cioè il presidente, il leader del più importante paese al mondo, del più forte economicamente, militarmente, che ha delle posizioni appunto imprevedibili. Lei diceva che al mattino dice una cosa, a mezzogiorno un'altra e la sera un'altra ancora, e forse anche trova in qualche altro intermezzo di cambiare idea e posizione. È una situazione pazzesca. Pensi ai riflessi che si hanno sulla questione dei dazi. Adesso va in Corea del Nord, dovrebbe incontrare il leader cinese Xi Jinping. Probabilmente con la calma dei cinesi forse gli daranno un po' di bromuro perché si calmi, non lo so, ma io proprio non so dire. Purtroppo mentre ci sono dei paesi che hanno avuto anche il coraggio di ribellarsi rispetto a queste politiche di Trump, parlo sempre sui dazi, poi ci sarebbe da dire anche sulle questioni della guerra, e ci sono paesi come l'Europa che è poi completamente priva di spina dorsale, di capacità di reagire. Insomma, questo pone i dazi che vuole, ogni tanto se ne inventa un altro. Mi pare che adesso abbia messo i dazi al 100% sulla pasta, che pare ci sia un crollo già della vendita di pasta italiana in America. Non lo so, se questo è il capo dell'Occidente, il leader che deve guidarci, non so dove andremo a finire. Però Vernier, mi scusi Presidente, i segnali c'erano tutti chi era questo personaggio e cosa avrebbe fatto. Non è che abbiamo trovato una persona che non si conosceva, come i segnali c'erano tutti anche su Putin, cioè si sapeva
perché c'erano dei segnali, ma l'Europa, mi scusi Presidente, non dovrebbe fare proprio questo, prevenire, cercando di dialogare, di curare. Invece mi sembra che una gran parte dell'Europa si sia proprio messa in un angolo per dire non si può fare altro che riarmarsi. Cioè, dove c'è stato il dialogo per prevenire queste guerre? Perché stiamo parlando di 57 guerre nel mondo, stiamo parlando di gente che muore in continuazione, ma solo per territori, per soldi, per le terre rare. Io, questo presidente che gioca il ricatto al baratto, ti ricatto con i dazi, però ti baratto, tu dai 4 cose a me, io do mezza cosa a te. Se vuoi è così, se no alzo ancora di più la posta. Ti do 8 cose, voglio 8 cose e tu non ne hai neanche una. Cioè, è possibile che nessuno riesca a fermare questa assenza proprio di buonsenso, perché ce n'è per tutti, cioè non è che, diciamo la verità, abbiano poco questi personaggi, ma quando arrivano al potere, ma anche qua a livello locale, non è che dobbiamo andare tanto in giro per il mondo, perdono la testa, il lume della ragione, ecco, il potere annebbia la vista. Cosa dice, Presidente? Sì, lei ha ragione quando pone la questione della capacità di reagire, ma guardi, ci sono dei paesi al mondo che hanno avuto la capacità di reagire. Il Canada, che è dirimpettaio praticamente degli Stati Uniti, a ogni tentativo di sopraffazione degli Stati Uniti dà una risposta. Ma lei poneva la questione dell'Europa, ma secondo lei l'Europa come entità comune esiste? A me mi sembra che ci sia una situazione di sempre maggior divisione. Abbiamo paesi che guardano solo al loro interesse nazionale e spesso non ci riescono nemmeno, insomma. E non c'è una coesione. L'Europa ha circa 500 milioni di abitanti, gli Stati Uniti d'America ne hanno poco più di 300, ma possibile che l'Europa non abbia la capacità di mettersi insieme e di reagire rispetto alle politiche che Trump cerca di imporre? Ma pensi a cosa succederebbe se l'Italia dovesse seguire la richiesta di Trump di spendere il 5% per gli armamenti? Già siamo messi male, no? Cosa succederebbe? Chiuderebbero gli ospedali, le scuole? Non so cosa succederebbe, sarebbe la catastrofe per un paese come l'Italia. Ma difficoltà le hanno anche paesi con una robustezza economica maggiore dell'Italia. Pensiamo alla Germania, che si trova in una profonda crisi, e l'assenza di una classe dirigente in Europa è questo che determina la situazione che abbiamo di fronte. Ci sono alcuni paesi che stanno reagendo, la Spagna ad esempio, che ha avuto un coraggio che altri paesi non hanno avuto. Ho visto che persino l'Irlanda oggi ha eletto una presidente, una donna che ha la capacità di opporsi alle posizioni degli Stati Uniti, però ecco, sono episodi singoli, non c'è una capacità unica dell'entità Europa di mettersi, diciamo così, in competizione rispetto alle posizioni che gli Stati Uniti impongono. Ecco, questo mi pare che sia il dato, cioè l'inesistenza dell'Europa. Grazie Presidente, poi torneremo. Adesso andiamo a vedere questo video che ha portato Moira Ferrari per far capire l'importanza dello sport, di credere in se stessi. Vedrete la bellezza di queste atlete. Andiamo a vedere, poi commentiamo con Moira Ferrari.
Come possiamo non fare i complimenti a Moira Ferrari e a queste meravigliose ragazze? Perché qui abbiamo visto sacrificio, bellezza, grazia, concentrazione. In pochissimi minuti tu devi talmente concentrarti. Io sono convinta che quando partono la parola d'ordine dentro di loro: devo farcela. O sbaglio, Moira? Complimenti, prego. Grazie, è stato emozionante perché ho rivissuto dei momenti speciali. La squadra che avete visto nelle fotografie l'anno scorso è stata promossa in A1. 2 delle mie ginnaste, Giorgia Centenaro e Chiara Pontiscala, sono state in prestito a questa squadra di Imola, Biancoverde Imola, che ormai per me è una seconda famiglia. È stato veramente un'esperienza straordinaria, perché quando si dice che lo sport vince sempre, no? Insieme si fa lo sport. Quando insomma 2 realtà si incontrano e decidono di lavorare per un sogno comune, per un obiettivo comune. Sarebbe bello anche che l'Europa facesse questo. Esatto. Mentre ascoltavo prima ho pensato che probabilmente è questo che viene a mancare un po', no? Che ognuno pensa al proprio orticello, come si diceva, e invece sarebbe bello ragionare con il concetto proprio di team, cioè il team vince e perde insieme, e il gruppo invece ha velocità diverse, perché ognuno pensa un pochino al proprio risultato personale, mentre nello sport quello che si cerca di fare comunque, come dicevi tu, è portare il proprio contributo, portare comunque il proprio valore. Le competizioni che noi vediamo, no, a cui assistiamo, adesso ci sono stati recentemente i mondiali, sono uno spettacolo, perché praticamente lì c'è il contributo di tutti, sia di chi vince e sia di chi perde. Ed è vero, le ginnaste sicuramente salgono sugli attrezzi per cercare la loro versione migliore, e in quel momento devono abbattere tutte le sovrastrutture che magari si sono create, che le dividono da quell'essenza, dalla loro versione migliore. Non sempre ci riescono, però una cosa che insegna lo sport e che io sto cercando anche di diffondere tramite il progetto Sei Tu, che noi non siamo ciò che accade, noi siamo come reagiamo a ciò che accade, cioè il nostro valore non deve essere sicuramente definito dal risultato, che può essere buono o anche meno buono, quindi anche da una semplice sconfitta. Noi siamo il coraggio che ci ha portato fino lì, quello che ci spinge a continuare anche quando le cose magari non vanno come vorremmo, e quindi poi il risultato, quello a cui tutti ambiamo, che vogliamo raggiungere, no? Quello positivo, è semplicemente il frutto di tutto quello che abbiamo fatto prima. Come mai non riesco ad arrivare dopo tanto lavoro, tanto sacrificio? La concentrazione, ecco, non devi mai perderla, devi credere in questa concentrazione. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli illustri ospiti. Complimenti alla signora Ferrari, perché era veramente uno spettacolo stupendo vedere queste ragazze, l'impegno, la passione, bellissimo, bellissimo. Poi per quanto riguarda l'Europa, Mirella, mi astengo perché tanto non c'è unione, non c'è niente, cioè pensano solo ai soldi e alle armi, chiuso. Poi volevo salutare il signor Piollo, perché ho già avuto modo ancora in un'altra trasmissione di conoscerlo, che io ero amica di Raffieri, che mi faceva venire lì, e dico solo una cosa, purtroppo Mirella, come ho già detto in altre puntate, non c'è educazione stradale, non c'è rispetto degli altri, non c'è niente. E allora io vorrei
che cominciassero dalle elementari. Poi è chiaro che c'è la famiglia alle spalle, però mica tutti sono in grado, bisogna anche dirlo Mirella, di dire al figlio guarda che devi passare quando è scritto avanti, guarda che devi passare e non andare sul marciapiede con la bicicletta. Cioè i genitori, una volta mia mamma e mio papà lavorava sempre, erano impegnati, dunque non è che ti dicevano, ma era una cosa che noi imparavamo guardando gli altri, perché c'era un certo tipo di educazione stradale. Adesso Mirella, io te l'ho già accennato, a Padova è un disastro. L'altro giorno per poco non sono caduta perché c'era un monopattino che correva a tutta velocità in Galleria Europa, dove si cammina, dove ci sono i negozi, dove ci sono i bambini. Allora, cosa bisogna fare? Vigili non ne vedo Mirella. Allora, io dico un minimo di presenza anche da parte del comune ci dovrebbe essere. Cominciamo a dare multe, casco con la bicicletta non ne vedo, neanche col monopattino, ne avevo visti 3, addirittura vanno via in 2. Allora Mirella, cosa dobbiamo dire? Io ammonisco quando vedo ste robe, perché non sono capace di stare zitta, anche rischiando, perché sai, non sai mai chi c'è dall'altra parte. Io mi arrabbio. Grazie Sandra, devo andare in pubblicità, grazie, comunque sei stata molto chiara, penso abbia fatto piacere anche a Moira le tue parole, perché c'è tanto lavoro, voi vedete ma alle spalle c'è un lavoro enorme. Pubblicità. Around 20 degrees, sunny conditions, and no sign of rain. But, well, it didn't mean that everybody was going to have it exactly straightforward. Special stage number 7 went pretty well, but special stage number 8, look what happened to the second place Fiat of Umberto Scandola. It looked like he was in a big puddle. It was a bit more than a big puddle. He actually dropped it into the pond, and the car was now sinking. So both he and co-driver had to quickly try and get themselves out and rescue whatever they could from the car before it disappeared completely. Thankfully they were able to get out a bit of help from locals as well. And Umberto Scandola went out of the rally in fairly dramatic fashion. We caught up with him at the service bar. Thankfully they both got out okay. Well, we've got it actually on board now. We've got a little bit of a run up to that corner. Just to remind you, they both got out of it fine. The car a little bit down afterwards. New fully immersed car wash. Let's just ride with them and see how it happened on board. Subito si inizia 3 più.
Gigi Pirollo, sei tu quello dentro nell'acqua? È quella volta che ce l'hai raccontato, sei tu? Sono io. Gliel'ho detto a Moira, questo è Gigi. Ecco, questo per far capire che anche i più bravi sbagliano. A me, ma anche a Umberto Scandola, perché lì sono stato, io mi chiamo un gatto su ste robe qua. Ho visto che stavo uscendo sull'acqua e la prima roba che devi fare è aprire la porta per far entrare l'acqua, perché altrimenti con la pressione esterna tu non apri mai più e rimani dentro e fai la fine del topo. Quindi qui determinazione, tranquillità. Purtroppo con la Moira potrei parlare delle giornate intere, perché è una roba incredibile per noi. La determinazione, cioè bisogna essere sicuri su quello che si fa. Vedete le velocità che facciamo con le macchine da corsa ed è veramente incredibile. Noi dentro in macchina siamo tranquilli, cioè io ho come pulsazioni alla partenza di una prova 70 pulsazioni, quindi queste cose qui sono incredibili da un lato. Ho avuto la fortuna di vincere mondiali. Quando parlavi dei team, ho vinto 5-6 mondiali con la Lancia e facevo parte del team. Basta solo che una persona sbagli, non vinci più. E quindi lì ti sei formato, mi sono formato. Guarda che c'è Moira che sta facendo così con la testa. Moira sta facendo così con la testa. E poi ho, chiamiamo, allevato dei ragazzini dove io sono riuscito a vincere 2 mondiali con loro, ma questi poi sono stati bravissimi e hanno continuato la loro strada vincendo altre cose, europei, italiani, quel che è. Quindi per me la formazione, quando ho visto il filmato io immagino cosa tu puoi aver insegnato. Sono le cose che, chiamiamoli tutor, ma è diverso, perché devi entrare nella testa dei ragazzini, devi fargli capire. Ascolta Gigi, scusa se corro, ma il tempo è tiranno e siamo quasi in chiusura. Ma io parlavo con Moira, io non sono mica dell'idea di mettere queste persone a bordo strada che guardano, cioè io lo trovo di una Gigi, sai che io dico quello che penso, cioè io lo trovo di una pericolosità unica, anche Moira, devo dire, adesso, lo so anche Vernier, ma tutte queste persone che ti arriva sta macchina, sta velocità, a parte che è già successo qualche volta, ma non è che si potrebbe fare qualcos'altro? Cioè... Ma stiamo lavorando noi in maniera pesante su questo, io sto lavorando come federazione su questo. Come sono un supervisore e quindi ho lavorato per i supervisori, devono controllare anche questo, soprattutto questo, e il lavoro dell'apripista, della vettura zero che passa. Se vedo che non ci sono i requisiti di sicurezza, io blocco la prova. Adesso abbiamo fatto passi da gigante rispetto a quello che hai visto nei video, quelli sono video di qualche adesso. È caduto? Gigi Pirollo è caduto. Allora andiamo da Vernier. Presidente Vernier, quello che volevo chiedere, sa che io ero felice, Gigi poi ritorniamo, Presidente Vernier, ero felice, parlavo proprio con Moira Ferrari quando ho visto tante donne in Europa, ho detto questa volta ci siamo. Perché pensavo alla forza anche di Angela Merkel, che questa riusciva a portare a casa tutto, cioè era una roba veramente forte, si era riuscita anche a liberare quel dissidente con Putin, cosa non facile, non semplice. Ecco, questa figura di donna potente che adesso le metto tutte assieme, non ne trovo, non vedo questa forza. Ecco, cosa è successo secondo lei? Ecco, che cosa manca? Secondo questa Angela Merkel, che la Germania con lei andava a gonfie vele, cosa è successo dopo? Prego, Presidente. Ma, sa, non è una questione di donne e uomini. Angela Merkel aveva una grande personalità, è stata un grande leader europeo che seppe tener testa e all'America e alla Russia dall'altro lato, ma anche a riconoscere quelle che dovevano essere le politiche
che andavano fatte per superare i contrasti che noi abbiamo visto che poi hanno portato alle guerre che sono in corso. C'è una decadenza, veda? L'Europa, se lei pensa ai tempi di Delors, il dirigente francese che direi fu a capo praticamente della Commissione europea tanti anni fa, noi abbiamo avuto una decadenza continua. C'è stato Prodi che secondo me è stato un buon presidente, ma che secondo me ha fatto anche dei grandi errori, come quello di aprire a troppi paesi. È diventata una sorta di bazar ormai l'Europa, dove c'è dentro di tutto, ci sono dentro paesi che ci stanno solo finché prendono soldi, ma se c'è da prendere una decisione comune non ci stanno più. Ha visto anche cosa è successo sulla questione del voto all'unanimità, e lì ci ha messo del suo anche l'Italia per dire che non va bene, quindi continuiamo con questa Europa che praticamente ormai diventa sempre di più un costo anziché di essere qualcosa di utile per l'insieme dei paesi europei. Questa è la realtà che abbiamo di fronte. Certo che, Presidente, però mettiamo caso che Trump riesca a far cessare la guerra con la Russia e l'Ucraina, allora qui vedremo che magari verrà dato anche il Nobel a Trump. Ecco, lei come vede? Cosa vede da buon osservatore questo gioco che sta tutto nel cosa riesco ad ottenere e cosa riesco ad avere in cambio? È tutta una questione di cambio economico. Prego. Ma sa, ormai il premio Nobel è un premio per la pace, è un premio assai che ha perso di significato. Lo hanno dato a Obama, che è uno dei presidenti americani che ha fatto più guerre di tutti gli altri, quindi possono darlo tranquillamente anche a Trump, insomma. La questione è, davvero sta fermando le guerre? Vede, nella storia le guerre si fermano anche per un po'. In Palestina, ad esempio, è 80 anni che va avanti, ogni tanto si attenua, si ferma la guerra e poi riesplode, perché quelle che sono le cause di fondo che determinano i conflitti non vengono superate. E così è per quanto riguarda la Russia, insomma, non è che la Russia ha pesanti responsabilità nell'aver scatenato questa guerra, ma responsabilità le hanno anche gli occidentali. Noi pensiamo ad esempio agli impegni che erano stati assunti con Gorbaciov di non espandere la NATO oltre i confini di allora, che erano quelli della Germania. Invece praticamente si è fatto esattamente il contrario. È ovvio che poi se a uno gli metti una polveriera sulla porta di casa, quello reagisce. Questa è la situazione. Noi abbiamo una irresponsabilità dei grandi leader oggi nel mondo, dall'America alla Russia ad altre parti, e l'Europa è un vaso di coccio, praticamente non riesce scusate, non riesce ad avere una posizione comune che abbia la capacità di far sentire una voce che sia una voce di distensione, di pace, e soprattutto una voce capace di risolvere i conflitti in corso. Io non credo che il conflitto israelo-palestinese si risolverà. Può placarsi per un certo periodo, ma non credo, se non si va all'origine, alla causa che ha determinato quel conflitto, se non si risolve il problema dei due stati, è difficile che si esca da questa situazione. Credo che si può distruggere anche Hamas, ma
i 60-70 mila morti che ci sono stati in Palestina, più i 150 e forse più 1000 feriti, quelli determinano la crescita di altri terroristi, che ovviamente ci sarà il figlio, il nipote che vendicherà il padre. Questa è la situazione. Quando si agisce in quel modo si determinano conflitti che magari non esplodono al momento, ma verranno fuori. Si crea odio e non si placa l'odio. Ha ragione Presidente Varnier, la ringrazio per averlo ricordato. Si crea odio, è un odio terribile. Abbiamo Luciano da Desenzano. Ciao Luciano. Ciao Mirella. E buongiorno all'ospite e agli ospiti. Niente, dei miei 79 anni volevo dire piccole cose. Noi italiani, gli sbagli che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni, l'Italia e l'Europa, abbiamo sbagliato a votare no al nucleare. La settimana scorsa c'era un giornalista italiano in Slovenia. Stanno costruendo 3 milioni di abitanti, la Slovenia, stanno costruendo la terza centrale e il tecnico ridendo gli ha detto e così venderemo la corrente all'Italia. La Francia ne ha 58, i centrali, la Spagna 30. Seconda cosa, Trump, ma cosa c'entra Trump? È stata la Ursula con la sinistra italiana che appoggia la Ursula in Europa a bloccare lì la benzina, il diesel, e così ha fatto un grande piacere ai cinesi, ha fatto un grande piacere, centinaia di migliaia in Germania di licenziati, la Volkswagen faceva 13 milioni di macchine, adesso in questi giorni sta facendo il dietro front, tanti sbagli l'Italia e l'Europa hanno fatto e dopo Mirella, l'America, prima di tutto è stata la nostra salvezza. Per fortuna siamo stati salvati dall'America noi. E poi ha detto anche il signore adesso lì, le guerre le ha fatte Obama, le hanno fatte tutti, ma l'America ha liberato anche tanti popoli. E la Cina è il pericolo. La Cina è un po' l'India, che fanno inquinamento dal 60% in 2%. Vi saluto e buongiorno, grazie Mirella. Grazie a te Luciano, grazie, poi vedremo se riusciremo a rispondere a Luciano con Varnier, però andiamo a vedere questo video di Moira Ferrari, andiamo al Gymnasium. Allora, io sono convinta, Moira, che campioni si diventa, però nel DNA c'è qualcosa, non c'è niente da fare, cioè questa agilità, Prego Moira. Assolutamente sì, ci devono essere delle predisposizioni, soprattutto fisiche nella ginnastica artistica che servono poi per affrontare tutte quelle che sono le evoluzioni che abbiamo visto anche in questo video. Però sicuramente puoi essere anche un grande talento, puoi avere tutta la predisposizione, quindi il fisico dalla tua parte, però se non c'è il cuore, cioè che è il muscolo più importante che noi abbiamo, allenato bene, e io parlo proprio di cuore, non in senso di organo che è vitale, ma proprio come vivi la tua passione è difficile poi andare verso il risultato, questo sì. Andiamo a vedere anche il video, il secondo rally di Gigi Pirollo, che poi salutiamo, vai col video e poi salutiamo Gigi Pirollo. Ciao ragazzi, sono Gigi Pirollo.
subita. Sinistra media e sinistra piena. In destra 90 molto stretta sul dorso. Subito stai a sinistra per sinistra 90 molto stretta dopo strettoia. Subito destra piena. Subito sul dorso vai a sinistra per sinistra 90 molto stretta. Subito destra media. In sinistra subito sinistra 90 molto stretta. Subito destra 90. In sinistra media, subito ghiaia in frenata per destra 90 molto stretta, subito a sinistra piena lunga. Vai, subito 4 vai, 60, Albiri tornante destro. Subito a sinistra, 3 più vai, 80. Subito tornante destro. Subito tornante sinistro, rigido. 500. Complimenti Gigi per questi video che hai fatto arrivare, veramente complimenti. Come ci saluti Gigi? Piacere intanto di aver conosciuto Moira così, ma verrò a trovarvi sicuramente. No, ti chiamo io perché abbiamo un progetto assieme, perciò ti chiameremo nel pomeriggio domani al massimo, vedere se riuscirai a partecipare a questo progetto. Niente, io sai che amo questa trasmissione, cerco di essere sempre presente. L'appello ai giovani di correre più piano, tanto arrivate lo stesso, la vita è una sola, dovete godervela più che si può. Grazie Gigi Pirollo di essere stato con noi, grazie Gigi veramente. Presidente Vernier, vuole rispondere prima di che salutarci a Luciano da Desenzano? Prego Presidente. Sì, il signore diceva da Desenzano, diceva della sinistra, le responsabilità della sinistra che appoggia la von der Leyen in Europa, ma io non vedo sinistra che appoggia la von der Leyen, quella è tutta ormai una finta sinistra, ma che hanno a che fare i socialdemocratici tedeschi di oggi con la vera socialdemocrazia tedesca. Ormai sono diventati praticamente delle pedine del centro moderato, per non dire anche della destra. Questa è la situazione che c'è nella sinistra in Europa. Purtroppo non c'è più sinistra e questo non riguarda soltanto solo l'Europa, riguarda anche tanti altri paesi. Per quanto riguarda l'inquinamento, scusate ma c'ho un po' di bronchite. Per quanto riguarda l'inquinamento, ma l'Occidente ha inquinato per 200 anni. Adesso si chiede alla Cina e all'India di non inquinare. Ma intanto la Cina e l'India, e soprattutto la Cina, è
il paese che oggi produce soluzioni tecnologiche ambientali più di tutti gli altri paesi del mondo per quanto riguarda il fotovoltaico, le batterie elettriche, le macchine elettriche, eccetera. È all'avanguardia. Certo che inquina ancora la Cina, un paese di 1,5 miliardi di persone. Se facciamo però il calcolo sull'inquinamento per persona, probabilmente la Cina inquina meno degli Stati Uniti, anzi senz'altro meno degli Stati Uniti ci hanno dato dei numeri che è proprio così, la Cina è molto più avanti contro l'inquinamento. L'ultima domanda, Presidente, velocissimo perché sono proprio in chiusura, ma come mai all'Islam è così isolata, il partito non la supporta e lei come vede questa figura molto criticata? Prego. Ma io credo che la Schlein abbia dato un po' di ossigeno al Partito Democratico. E il Partito Democratico era praticamente ridotto ai minimi termini, era sotto il 18% e la Schlein l'ha portata al 23-24%. Se non ci fosse stata la Schlein probabilmente sarebbe ormai tramontato il partito. La responsabilità della affermazione della destra in Italia è responsabilità del PD di Enrico Letta, che non ha fatto alleanza con nessuno e quindi ha fatto sì che la destra stravincesse le elezioni. Questa è la realtà. La Schlein, per carità, avrà dei limiti, ma certamente è una donna coraggiosa, criticata certo, ma criticata da chi ha fatto gli errori precedenti. Praticamente se non ci fosse la Schlein probabilmente il Partito Democratico non avrebbe il consenso che ha oggi, pur con tutti i limiti che si può. Presidente, sarà meglio che glielo dica a quegli addetti ai lavori che la stanno criticando, che è il partito, ecco, della Schlein, perché veramente sto cercando anch'io di capire, ecco, cosa sta succedendo anche in questo partito, perché se c'è la Meloni alla guida di sicuro non è colpa della Meloni o della destra, ma è stato offerto su un piatto d'oro. Su un piatto d'argento, d'oro. No, d'oro, sì, Presidente, ecco, poi ho d'argento, d'oro. Grazie Presidente Vernier di essere stato con noi. Moira, allora questo progetto che porteremo, ecco, lunedì alle 11 qui a Sveglia Veneti, ecco, ricordiamo il titolo e come ci saluti. Il progetto sei tu, per ricordare a tutti che tu sei il valore e tu sei il progetto più importante della tua vita. Grazie, grazie anche a Moira Ferrari, grazie a tutti i miei ospiti, pubblicità. Presento subito altri ospiti graditi. Abbiamo Nicolò Grassato assieme a Leonardo Zambrano, che è presidente della squadra Jump Biliardo. Lui è anche un cantante, poi vedremo se riusciremo a trovare questa canzone supereroi che certo. Nicolò ha presentato proprio qui a Sveglia Veneti. Qualche anno fa, sì. Allora esatto. Nicolò, come mai un'altra passione adesso? Beh, Dai. diciamo che questa c'è sempre stata in realtà, in concomitanza con la passione del biliardo. Sì, per quanto riguarda la musica, diciamo, come abbiamo visto qualche anno fa, abbiamo fatto dei vari brani, abbiamo fatto varie ospitate anche qui da te e diciamo che adesso con la musica non voglio dire che l'ho messa un po' in parte perché dai, la passione... un pochino, dai, sì, dai, un pochino, ma la passione... Nicolò, un pochino, dai, che l'hai messa. non può morire. No, mai, certo. Guai se muore la passione. Esattamente. Il biliardo invece mi ha appassionato molto, difatti con il signore Zambrano qui presente siamo appena entrati in campionato, beh lui c'è già da un po', io parto dalla categoria più bassa ovviamente, quest'anno la Serie
Serie C, ma è una cosa veramente bella. Allora Leonardo, ecco, questo sport che è bellissimo, io lo consiglierei anche ai ragazzi, ad esempio nei pomeriggi, anche all'interno delle scuole, perché no? Anche perché è uno sport che devi ragionare, devi pensare. Cosa vedi? Ecco, come mai attira poco i giovani? I giovani sono attirati da altre cose, non tutti, perché bisogna vedere. Prego. Secondo me sono attirati dal digitale, dalle cose digitali i giovani. Questo è uno sport fisico, perché c'è comunque una tecnica fisica per giocare, è uno sport molto mentale, una tranquillità, un ragionamento, uno sport molto mentale, sì. Quando hai capito che avevi questa passione per questo gioco? Ma come tutti quelli che hanno iniziato le prime volte, dagli anni 80 ai primi 2000, quando si saltava qualche giorno di scuola, si andava a giocare a biliardo, quindi bazzicando qualche posto dove c'erano i biliardi, è iniziato a piacere, ho iniziato a girare le sale biliardi, si impara sempre giocando con le persone, perdi molte partite, passano gli anni, fai esperienza, vinci qualche partitina e dopo ti insegnano, ho iniziato a fare i campionati. Molto interessante, molto bello come sport. Allora, nella sede dove eravamo prima come Rete Veneta c'era appunto questa sala biliardi e io andavo ogni tanto a vedere perché ero incuriosita da chi frequentava questo locale e devo dire la verità, allora a una certa ora arrivavano i diversamente giovani come li chiamo io, ma alla sera vedevo anche diverse ragazze. Ecco, prima andare su Focus, all'epoca partecipavo a Focus, allora nell'intermezzo andavo a vedere, arrivavano giovani e anche molte ragazze. Adesso com'è la situazione, Presidente? Ragazze, niente, uno sport prettamente maschile, ma anche nei campionati proprio, su 200 partecipanti a un campionato ci saranno una decina di ragazze, veramente poco. E per intrigare queste ragazze, perché quando le ho viste giocare, se hanno questa passione, diciamo, e questa voglia, mi sembra che ci siano anche che siano delle toste. Sì, ci sono indubbiamente, c'è anche il campionato femminile, però qui in Veneto è veramente poco niente. Beh, io nella Serie C ho incontrato, non ho fatto uno scontro diretto con una ragazza, ma ce n'erano diverse comunque. Sì. Una decina forse, Sì, ora esatto. non ricordo esattamente. Esatto. Diciamo che la proporzione è sicuramente... Non è che bisogna accelerare di più, ragazzi, per coinvolgere, intrigare di più queste ragazze? Ma io ho notato, anche se giri magari in qualche bar dove c'è il biliardo, ovviamente vedi i ragazzi che giocano al biliardo e le ragazze che stanno sedute là a guardare. Bisognerebbe coinvolgerli, sì, vero? Leo? Leo, Leo, io sono convinta che giocheranno, io sono convinta di questo. Vediamo se è arrivato Alessandro Tonetto, responsabile nazionale relazioni esterne Fondazione SADA, eccolo qua. Ciao Tonetto, come stai? Buongiorno, bene. Tu come stai? Tutto bene? Sì, dai, sempre in forma, bisogna, guai, con tutto quello che sto facendo ci mancherebbe altro. Ma la forma me la trovo anche se non ce l'ho, devo cercare di trovare la forma in qualche posto, poi riesco a beccare dove si è nascosta la mia forma. Senti Tonetto, prima abbiamo parlato con Gigi Pirollo di queste situazioni, di questi incidenti terribili, noi ogni giorno ne vediamo, questi ragazzi che giocano con la vita, ecco, per l'alta velocità, ecco, per quello dico che forse andare un po' più piano, riflettere, anche il biliardo potrebbe insegnare, capire che devi rallentare. Ecco, come stai vivendo questi momenti drammatici, perché non passa giorno che sentiamo di questi incidenti e soprattutto l'alta velocità, lasciatelo dire, è quella il grande problema. Prego Tonetto. Allora, io li sto vivendo non bene. Perché noi stiamo cercando di fare di tutto per disincentivare questa velocità alla guida, però purtroppo, come tu sostieni sempre, rimane tutto sulla teoria, gli fanno vedere dei filmati, li portano a vedere cosa fa la polizia. Bisogna cambiare. Noi abbiamo portato, grazie alla città metropolitana di Torino, 300 ragazzi in località diverse della città a provare questo corso. Provare un corso di guida sicura dove facciamo vedere che anche a 30-40 km orari può succedere l'incidente, perché bisogna farli provare, li metti nelle macchine e glielo fai fare. 300 ne abbiamo portati e 300 su 300 sono rimasti meravigliati perché erano innanzitutto convinti che a loro non servisse e hanno scoperto che a loro serve. Dopodiché hanno visto che a 30, 40, 50 all'ora si può distruggere un'auto, ma è inutile fargli vedere solo dei bei filmini, andiamo nelle scuole e gli facciamo vedere i filmini.
Noi quando andiamo nelle scuole poi li portiamo in macchina, li facciamo sedere dietro, io vado a 50 all'ora e pianto una frenata di emergenza. Dopodiché i ragazzi dicono: mamma mia, la cintura la metterò sempre, perché è inutile fargli vedere il filmino, cioè non è inutile, tutto è utile, però bisogna fargli fare qualcosa di pratico, per cui tutte le autoscuole devono capire, scelgano noi, scelgano chi vogliono, non mi interessa chi scelgono per fare, ma devono fare. È inutile solo teoria, quella serve, quella è utile, ma devono capire sul campo cosa succede nella macchina, le dinamiche, perché anche a bassa velocità perde il controllo. Cos'è una frenata di emergenza? Lo sai che su 300 ragazzi a cui abbiamo fatto provare la frenata, 299 non erano in grado di farla? Solo uno era riuscito a farla. Pensate. Sai Tonetto, io ho cercato di fare questo, penso di essere stata la prima con le associazioni che rappresentavo, ed erano veramente tante. A Villa Margherita abbiamo fatto proprio sicurezza stradale, però l'ho fatta come hai detto tu, l'ho fatta mettendo i simulatori, quelli veri. Cosa vuol dire essere in macchina? Ecco, essere capovolti con le cinture e non sapere da che parte uscire, come togliere le cinture. Terrificante. Ragazzi e ragazze scioccate, come ha detto giustamente Alessandro Tonetto, che mai avrebbero immaginato di non riuscire a togliersi le cinture e uscire dalla macchina. Erano veramente impressionate. Abbiamo fatto tante cose, poi capisci bene che il business, la visibilità, ecco, forse l'avevo tolta a qualcuno e me l'hanno segata, e perciò si sono appropriati altri e hanno portato avanti. Però di simulazioni come abbiamo fatto quel giorno, siccome costano tanto, avevamo trovato anche lo sponsor, pensa, per fare questo. E cosa vuol dire cozzare a 50 all'ora con la slitta contro un corpo contundente? Ecco, questi ragazzi che pensano di fare i bulli, io non serve la cintura a 50 all'ora, poi quando hanno cozzato hanno capito cosa vuol dire cozzare a 50 all'ora. Ecco, ma capisci che è sempre una questione di soldi. E sai qual è il motivo? Costa troppo. Costa troppo. Non si possono portare all'esterno questi simulatori perché le cifre sono molto alte. Cosa non vera, ve lo posso assicurare. Sono alto, ma visto i soldi che spendono per fare altre cose, ecco, potrebbero veramente impiegarli in questa maniera. Perché solo intrigandolo e toccando con mano questi ragazzi imparano cosa vuol dire guidare. Cosa dici, Tonetto? Ma allora io ti dico due cose. Innanzitutto sono perfettamente d'accordo con te, ma poi i soldi ci sono e te lo dimostro con due esempi. La Lombardia nel piano unico di educazione stradale nelle scuole ha i fondi, e come ha i fondi, di fatto noi andiamo nelle scuole a fare questi esperimenti di guida anche per ragazzi che non hanno la patente. Per quanto riguarda poi le città metropolitane, ti faccio l'esempio di Torino. Torino incassa, cioè tutte le città metropolitane incassano una parte dell'IPT, imposta di trascrizione per i passaggi di proprietà, e una parte della quota di RC, delle tasse dell'assicurazione, e devono spenderli in educazione stradale. Beh, la città metropolitana di Torino non ha esitato un attimo a investire immediatamente 30.000 euro, e con 30.000 euro abbiamo formato oltre 300 ragazzi concretamente nelle strade. Quindi che non ci vengono a dire che non ci sono i soldi, li vogliono utilizzare per fare altro. Ora, non devono darli a Sada, possono darli anche all'ACI. L'importante, intendo dire, è che li diano e che li facciano provare questi ragazzi, perché altrimenti facciamo tante belle cose, tante belle conferenze alle quali i ragazzi non partecipano, perché partecipano i soliti politici, partecipano tutti quelli che devono farsi vedere. Ma cosa serve fare una conferenza dove ce la raccontiamo fra di noi? Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Quanto riguarda il biliardo, negli anni 50 il biliardo era l'unico gioco che c'era, ed era dappertutto. Adesso ogni bar, ristorante aveva il biliardo, perché non vedeva altro. Ancora i biliardi che faceva Daci, che era il primo, era meraviglioso. E il biliardo aveva una popolarità che il 90% dei fiori giocava al biliardo, non vedeva altro. Adesso vedete tutto, i fiori, gli straviai, ma chi che si appassiona del biliardo? Intanto la mente sana, il galloccio che non le scampa niente, il sensore di sapere le misure, le sponde, le robe. Mica gioca tanto al biliardo, però ai boccette, le avremo come vale, no?
però voleva anche una certa dimestichezza. Però il biliardo è un gioco che non ti imbriaghi, non ti colpi, ti impari solo e se ti sei fortunato ti diventi un campione. Ce ne tanti, però come che dice Mirella, ne sei più vecchi che giovani. Invece Dovaria, cari giovanotti, sapete stica in mano, va bene, ti darà un po' quella volta, basta 3 volte, ti appassioni subito, perché poi c'è un gioco tuo, singolo, ci ho fatti solo, se ti sei bravo, non ti ha da ringraziare nessuno, è certo chi che ti insegna, però ti impari sul campo, voglio dire. Grazie Rinaldo, grazie, molto chiaro, mi fa piacere, hai nominato le boccette che piacevano alla Mirella più che al biliardo, al biliardo no, ma le boccette mi intrigava di più. Noi possiamo parlarne, cercare di creare anche questo avvicinamento, diciamo, a parte di giovani, che vorrei parlare con loro. Vuoi provare ad esempio, anche alle ragazze che non viene, ascolta, vieni a provare anche tu, forse siete voi che dovete fare quel passo in avanti, perché io dico sempre che finché ci aspettiamo che i giovani arrivino, non arriveranno mai, bisogna andarli a prendere, non c'è niente da fare e cercare che tirino fuori quello che hanno dentro e magari anche questo gioco può essere utile. Cosa vuoi dire? Sì, sicuramente. Intanto ringrazio per la chiamata. Rinaldo. Ha detto una cosa molto, molto bella, nel senso che sicuramente, ma come ogni sport, non solo il biliardo, bisognerebbe fare più campagna, no? Bisognerebbe fare più pubblicità e bisognerebbe dare più possibilità anche, secondo me, perché poi se una persona quando approccia, no, ad uno sport la fai solamente giocare lì, bisognerebbe fare più iniziative, quindi più incontri, anche se una persona ha le prime armi, quindi come si dice ai primi tiri, no? C'è Almeno... chi inizia come passatempo e dopo finisce là. C'è chi invece può piacere, vede che magari è bravo, magari può piacere giocare, allora magari si informa, fa delle domande a quelli un po' più bravi, a chi lavora nelle sale, allora magari gli si dà dei insegnamenti, ci sono dei maestri, come qualunque sport, ci sono dei maestri e tutto quanto. C'è invece perché dico questo, Presidente Zambrano? Perché io l'altro giorno mi sono fermata proprio con questi ragazzi, quelli sopra le righe, quelli famosi Maranza, che sì, so, io ho messo sto nome. E quello che mi hanno detto, ho detto, ragazzi, cosa possiamo fare per cercare di capire, di farvi capire che il mondo non gira alla maniera che dite voi? Sai cosa mi hanno risposto? Dacci un gioco, Mirella. No, calma, dacci un gioco, Mirella. Quale gioco? Perché voi dovete avere anche le idee chiare su quale gioco. E ho capito che forse se riusciamo a intrigarli con qualcosa che gli interessa, perché qualcuno diceva ho fatto le arti marziali in piazza Mirella, ma non è venuto nessuno di quei giovani, guardavano e andavano via, ho fatto questo ma non è venuto nessuno. Cioè non è che noi dobbiamo capire e dire quello che vogliono loro, dobbiamo ascoltarli e capire cosa vogliono. A te piace la moda? Vabbè, cerchiamo di... A te piace, parliamo. Cioè bisogna anche capire che forse, e qua te lo chiedo Presidente, dobbiamo ascoltare di più questi ragazzi che non parlano, tirargli fuori una parola te che metti mezz'ora e che te vaga anche bene. Ecco. Invece forse se riusciamo a capire che dobbiamo noi metterci di là e loro di qua e ascoltare quello che dicono, forse troveremo meno Maranza in giro. Cosa dici, Presidente? Non saprei proprio rispondere. Potrebbe essere un'idea, sì. Sicuramente la comunicazione aiuta a capire, a capirsi e tutto quanto. Poi gli interessi sono molto soggettivi, ci sono migliaia di hobby, sport da fare, è molto soggettivo. Claudio da Marano, poi sentiamo anche Nicolò e poi andiamo a sentire anche Alessandro Tonetto. Vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Io ho telefonato perché in circa secondo me l'80% di certi incidenti che succedono di notte e di sera, specialmente nei weekend, sono dovuti all'alcol. E io ricordo che l'alcol non è un prodotto naturale, non è che l'ha inventato la natura, è un prodotto che l'ha inventato l'essere umano con la fermentazione, no? Innanzitutto la fermentazione nel vino avviene tramite i batteri e quindi i batteri non è che hanno una macchinetta per fare l'alcol, vi lascio immaginare perché fanno l'alcol. In più, quando arriva dentro nel corpo diventa acetaldeide
il fegato lo trasforma in acetaldeide e ci vuole un sacco di tempo perché venga trasformato, un sacco di lavoro, e non riesce a fare tutto il lavoro, per cui l'alcol entra nel sangue e dà quell'azione di disturbo che dà. Secondo me andrebbe messo 0, perché già a 0,5 milligrammi è già praticamente è già compromesso il sistema dell'essere umano, quindi andrebbe abbassato ancora di più. Buona giornata signori. Grazie Claudio, non sempre sono bevuti, molto spesso anche l'alta velocità, delle volte fanno gli esami, non hanno né bevuto, non hanno droga, anche se devo dire la verità, visto quello che circola in giro, vorrei capire dopo chi usufruisce di questo bene consumo che ormai si trova a ogni passo. Beh, aggiungerei anche l'inesperienza, perché comunque da quello che vedo, insomma, la maggior parte sono molto giovani. Molto Sì. giovani. Quindi... Sentiamo anche cosa ne pensa il nostro Alessandro Tonetto. Alessandro, ecco, questa droga che veramente a tonnellate ne sequestrano non so quanto, l'alcol non ne parliamo, ecco, che annebbia il cervello, che non ragioni più, eppure queste persone poi salgono nei mezzi, vanno a lavorare, ma nessuno ne parla, sembra quasi che si dia fastidio a parlare di queste cose. Voglio sentire poi anche questi ragazzi, cosa dici? Allora, diciamo che sicuramente l'alcol e la droga sono complici in questo, più che l'alcol che è diminuito, statistiche alla mano, l'alcol è diminuito tantissimo, poi ricordiamoci che i ragazzi comunque come tasso alcolemico hanno 0, per i primi 3 anni non hanno 0,5, quindi sono pochi quelli che rischiano. Il problema, e mi ricollegavo a quello che ha detto il ragazzo in studio, è l'inesperienza. Inesperienza perché sono convinti che con 6 ore di guida sappiano guidare la macchina, cosa che è assolutamente falsa, e si mettono poi a fare queste corse clandestine che le fanno in tutte le città, e le abbiamo anche in Veneto, più di qualche report è venuto fuori di questo. Questa voglia di superamento, di mettersi, di far vedere che sono i più bravi, e l'inesperienza li fa sbagliare. Per quanto riguarda la droga è un problema che c'è da sempre, è diventato adesso molto più acuto perché si trova a basso costo e sicuramente è una delle cause maggiori, però se noi andiamo proprio a guardare le prime cause di incidenti stradali non sono né alcol né droga, ma sono distrazione. Se proprio vogliamo trovare una causa di incidenti stradali è questo affare qua. Questa è la distrazione, è la prima causa di incidenti stradali. Vi ricordo che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte in Italia nei giovani tra i 18 e i 25, quindi non è una malattia, non è un qualcosa, ma la prima causa di incidenti, di morti tra i 18 e i 25 anni sono gli incidenti stradali, e la prima causa, è la distrazione alla guida, dovuta proprio all'inesperienza. Un secondo cosa vuoi che sia? Un attimino, non succede niente. Noi invece li facciamo vedere in questi corsi che un secondo vuol dire percorrere un intero campo di calcio con gli occhi chiusi. Ecco, lo faresti? Andiamo a vedere anche il video, corro perché il tempo è tiranno, andiamo a vedere questo video di Alessandro Tonetto, guida e vai. Mi sta piacendo molto questo corso.
Allora, molto bello questo video che fa capire l'importanza della sicurezza. Abbiamo Fiorella da Dosson. Fiorella? Sì, buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Ascolta, discorso della crisi dei veneti e quant'altro, come mai venerdì sera siamo andati a mangiare una pizza per andare a mangiare una pizza? Tutte pizzerie, occupato e prenotato su 3 pizzerie nella zona. A me proprio non risulta il discorso che ci sia la crisi. Dammi una risposta, facciamo come Marzullo, dammi una risposta come mai le pizzerie di venerdì piene, non trovare un tavolo per 2 persone per una pizza. Ci saranno delle famiglie, delle persone in difficoltà, per carità, però la maggior parte delle persone, delle famiglie in 8, 10, 12 in un tavolo per andare a mangiare una pizza costa. Ciao Mirella, buon lavoro, ti ascolto sempre, sei simpaticissima. Sì, ciao. Infatti Fiorella adesso ti dico quello che penso. Allora, tu hai detto le pizzerie piene, anch'io sono andata su un ristorante sabato ed era pieno sabato sera, però forse non pensi e non vedi le persone che sono a casa che non hanno un centesimo per uscire, perché voi vedete quello che riuscite a vedere. Allora, siamo in tanti, cara Fiorella, anche siamo in pochi ma siamo in tanti, le pizzerie, i ristoranti sono quelli, la popolazione è un'altra, è fatta da chi può uscire ancora a mangiare la pizza, andare al ristorante e chi non ha un centesimo in tasca. I 6 milioni di poveri forse lo dimostrano, Fiorella, sono persone che lavorano e che non riescono ad arrivare a fine del mese, perché se tu mi spieghi come fanno con 1.500 euro, 2.000 euro, ecco, pagando un affitto di 500-600 euro, un mutuo di 600-700 euro, pagare le bollette, andare a lavorare, i figli che crescono, forse i soldi per la pizza proprio non li hanno, sai. Forse tu vedi quelli che li hanno, ma li vedi? È che non vedi quelli che non li hanno perché non li puoi vedere, che sono a casa, chiusi in casa. E forse i numeri dei banchi solidali come il mio forse potranno farti capire che ci sono anche queste persone che io chiamo gli invisibili. Data la risposta alla Fiorella, dopo naturalmente se vuoi che ci risentiamo più che volentieri, però ti vorrei far fare un giro per i banchi solidali a vedere le persone che vengono a fare la spesa, che non sono i barboni, sono persone che lavorano e non ce la fanno. Allora, come rispondi tu da giovane, come vedi la situazione? Beh, sicuramente, come hai detto tu, gli affitti soprattutto gli affitti sono altissimi. Io ho la fortuna di avere comprato il mio appartamento, ho il mio mutuo, insomma sono abbastanza tranquillo, ma sento anche di miei coetanei, dei miei colleghi che pagano affitti che io dico ma come fanno? Come fanno poi ad avere un avanzo di denaro per il resto? Che togliendo le spese, cioè quindi affitto, bollette, spesa, tutto, telefonino, eccetera. macchina. Ma succede l'imprevisto, succede questo, succede quello, o comunque del tempo libero, anche del denaro per il tempo libero, per la propria passione. Ma vedi, quello che ha detto no? Fiorella è molto importante, perché lei ha questa visione, ha visto la medaglia dalla sua parte. Il problema è che c'è anche il rovescio della medaglia, ma lei non lo può vedere. Come fa a vedere? Io li chiamo gli invisibili, perché non li fanno vedere. Rarissime volte si parla di povertà, rarissime volte si vede ad esempio anche a Milano alla Caritas la coda che va a prendersi la spesa, sono code lunghissime di persone che non ce la fanno anche lavorando, ripeto, non sono barboni, oppure quelle persone che non riescono neanche a trovare una casa in affitto anche lavorando e dormono per strada. E questi lei non li può mica vedere. Prego, Presidente, cosa dici? Certo. Ha tirato fuori il venerdì sera della pizzeria. Il venerdì sera molta gente esce, quindi a una pizzeria, magari in locali dove si può spendere 60 euro a persona, sicuramente magari saranno un po' più vuoti del venerdì sera in pizzeria dove magari qualcuno ancora ci può arrivare. Certo. Ecco. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Alessandro Tonetto. Ecco Alessandro, questa guida sicura, soldi, mancano sempre soldi, il problema è che ci sono ma vanno da altre parti, non certo come speravamo noi sulla sicurezza stradale, soprattutto queste commissioni che dovreste essere coinvolti, dovrete fare più squadra, ACI come hai detto tu, voi, Ministero dei Trasporti che dovrebbe allargare l'orizzonte, visto associazioni che abbiamo anche per aiutarlo in sicurezza stradale. Cosa ne pensi Alessandro? Allora vorrei dire una cosa sulla pizzeria il venerdì, come hai detto tu, magari escono proprio quella volta al mese ed escono di venerdì.
la povertà è diffusa. Per questo, e te lo dico, tu mi conosci, sono venuto a tutte le tue manifestazioni, noi abbiamo creato la fondazione. Prima eravamo Guida e Vai, adesso siamo fondazione e offriamo questi corsi di guida sicura a chi non li trova purtroppo gratuiti, perché la città metropolitana di Torino e la regione Lombardia li fanno gratuiti, in altre regioni non c'è, ma noi riusciamo a farli sotto i 200 euro una giornata completa di corso. Fai conto che normalmente partono sopra i 250, 300 per arrivare fino a 1000 euro. Noi riusciamo a essere sotto i 150 euro, anzi se tu hai qualcuno che senti che vuole fare, riusciamo a fargli questi prezzi proprio perché siamo una fondazione. Per quanto riguarda il Ministero ha tante belle idee, però in definitiva noi abbiamo portato proprio al Vice Ministro quello che noi facciamo, lui ha detto sì, è una bella iniziativa, bisogna vedere, però bisogna mettersi d'accordo, e alla fine non si fa nulla. Allora è per quello che noi siamo partiti comunque e lo facciamo comunque, perché se aspettiamo sempre che lo faccia lo Stato mi sa che aspettiamo invano, no? Allora andiamo a vedere anche questa fondazione Salvatore Ambrosino, andiamo a vedere prima parte. Successo nel 2009, mio figlio era un terzo trasportato, andava a fianco, su una strada di 70 km/h la macchina è uscita di strada a 160 km/h. Il guidatore è stato trovato 0,96 di alcol. Molte volte si parla del destino, ma io sono convinto che quando non si rispettano le regole e le norme accade questo. E vi lascio solo immaginare perdere persona cara, no? Sono qui di più per promuovere la vita, per darvi un messaggio di stare attenti e di fare da portavoce a chi non c'è qua. L'amico vero è quello che se uno sta sbagliando, se uno va forte dice vai piano. È una questione anche di intelligenza, parte tutto dalla testa. Non è possibile che quando uscite di casa vi dimenticate che cos'è la vita, che a casa c'è qualcuno che vi sta aspettando. Non dimenticate queste cose. Ragazzi, in sostanza quello che c'è, la testimonianza che ci ha dato oggi lui, vuol dire dobbiamo fare poco ma farlo. La differenza tra fare un'azione e non farla, tra allacciarla alla cintura e non allacciarla. Sembra una cavolata, ma fa la differenza. Bisogna fare quello che gli altri non fanno, non lo fa nessuno, chi se ne frega. All'inizio, quando ho fatto la prova con l'istruttore, mi sembrava di essere sull'autoscontro delle giostre. Poi quando ho dovuto farlo io ho fatto 3 testacode, non ho capito neanche io cosa è successo. Io penso che sicuramente io oggi, 30 anni che ho la patente, ho imparato tantissimo. Se riuscissimo a far fare questi corsi a tutti i ragazzi che prendono la patente, avremmo raggiunto un bel risultato, anche solo la parte teorica, ma poi questa parte qui, uno si augura mai di non trovarsi in una situazione del genere, però almeno saper controllare la macchina. Devo dire che è una cosa molto interessante perché riproduce situazioni e realtà che magari possono essere episodiche nella vita quotidiana, ma possono dare comunque dei rudimenti e delle istruzioni su come saper gestire momenti critici. E questo della prova di sovrasterzo e controsterzo lo è, e io ho molto apprezzato. Adesso qua nello specifico parliamo di sovrasterzo. Vi dice qualcosa questa parola strana? La macchina che sterza di più. In parole semplici la macchina fa un testa coda. Quindi la macchina sbanda, devo andare a contro sterzare. Se la curva è a sinistra, io giro a destra e fermo la sbandata. Poi però cosa devo fare? Devo riallineare, no? Devo raddrizzare. Ecco là, togli gas. Veloce, veloce, veloce. Guarda là, guarda là, guarda là.
bravo, stai guardando qui, stai andando là. Quando ho detto guarda là, l'hai preso. Non si finisce mai di imparare. Io ho fatto una volta volutamente da giovane un testacoda col freno a mano e francamente quello che ho fatto oggi riproduce forse per 30-40 volte quell'esperienza, ma con la capacità comunque attraverso l'istruttore di saper gestire sovra e controsterzi. Io vorrei sentire anche questi due ragazzi cosa ne pensano di questi video, di quello che ha detto Alessandro Tonetto, e saresti intrigati a fare una guida sicura, imparare, perché sì, guidare, ma avere la patente, bisogna saper guidare, però certo, non basta la patente. Senza dubbio. Allora sentiamo Nicolò. Senza dubbio, ha chiesto quello giusto, io ho quasi tutte le patenti, quindi Bene. ho anche il CQC e tra l'altro durante le miriadi di ore che si fanno per conseguire il CQC, che è la carta qualifica conducente, ci hanno fatto anche vedere dei video, come diceva prima Alessandro, che appunto il telefono è comunque la fonte principale di distrazione. Perché uno dice cosa vuoi che sia, 1 secondo, 2 secondi, però hanno fatto vedere ad una certa velocità lo spazio di frenata dal momento in cui ti accorgi che devi frenare, no? Perché se tu stai guardando questo non stai più guardando la strada. E ma questa voglia di accelerare c'è, Nicolò, cioè di spingere l'acceleratore? Sì, allora io da giovane, nel senso adesso anche da maschietto, diciamo tra i 18, 20, 21 anni io mi ero fatto anche la patente della moto, quindi ero appassionato di moto, sì, mi piaceva anche corricchiare, però ho sempre avuto la testa sulle spalle, si può dire. Ho fatto un incidente che non riguardava di certo né distrazione né alcol né niente, sono cose che purtroppo capitano, però ogni individuo sa che dal momento che si mette in strada si mette in una situazione di pericolo. Purtroppo sicuri non si può essere mai al 100%. Leonardo, tu invece con l'acceleratore vai d'accordo, con la distrazione com'è la situazione quando guidi la macchina? Adesso tutte le auto hanno il Bluetooth, quindi una telefonata se ne occupa la macchina, quindi hai occhi e mani che puntano sempre sulla strada adesso con la tecnologia. Ma saresti uno che accelera oppure... Sì, dai, non mi faccio aspettare, ma comunque ho sempre la testa sulle spalle, diciamo così. Ho ricevuto una telefonata, Alessandro Tonetto, da un signore la scorsa settimana, mi sembra, che ha detto: guarda Mirella, abbiamo avuto tutti 20 anni, non c'è niente da fare. 20 anni sono 20 anni. Tu cosa dici, Alessandro? Allora, indubbiamente, come io dico sempre, dire che la voglia di accelerare non c'è in tutti c'è questa voglia di provare l'adrenalina. Il problema è che bisogna, io dico sempre, anche sapere quando è il momento di non farlo. Cioè non puoi in un centro cittadino metterti a correre all'interno di un centro cittadino, ok? Una volta ai miei tempi, quando avevo 18 anni, c'erano delle stradine a Lignano, me lo ricordo ancora, all'Alcalità Balneare, dove non c'era nessuno, mettevi delle persone che controllassero che non ci fosse nessuno e lì vedevi con le macchine del tempo chi era il più bravino, e lo facevi in luoghi isolati dove non c'era nessuno. Invece adesso il problema è che si mettono a farlo, magari addirittura bevuti, in centro città insieme alle altre macchine, e non a caso quella ragazza uccisa a 20 anni qualche giorno fa è una testimone. Stavo proprio chiedendolo che visione hai avuto di questa ragazza, ecco, uccisa, che non faceva parte di altre compagnie che cercavano, ecco, di capire, anche stanno cercando di capire cosa è successo, se era una sfida guidando. Ma ci sono queste sfide? È vero che questi ragazzi fanno queste guide anche su strade, queste sfide su strade importanti con traffico? Sì, assolutamente vero. Ti faccio un esempio: noi in Puglia facciamo il nostro corso di guida sicura in una strada che il comune ci ha dato, perché è una strada dove facevano le corse clandestine, loro l'hanno riabilitata e noi la utilizziamo, quella stessa strada, per fare i nostri corsi di guida sicura. Per darti un'idea, no, ma sono realtà a Roma, Milano, ci sono decine, se tu vai su YouTube e guardi, perché poi questi ragazzi le postano queste cose, quindi le trovi a Treviso, le trovi a Vicenza, le trovi a Verona, le trovi a Roma, le trovi a Milano, le trovi a Torino. Ci sono vie dove durante proprio la nottata, ma non in posti isolati, fanno delle tappe e si mettono a fare queste gare. Quindi qua non è ricerca di adrenalina, ma è stupidità. È una cosa diversa, perché la ricerca di adrenalina vuoi farla, vieni con noi, vieni in pista. Ti faccio un esempio per darti un'idea: con 30
euro ti fai 20 minuti di giri in pista in un autodromo come Castelletto di Branduzzo, che è a Pavia, con 30 euro. Quindi se uno veramente vuole provare adrenalina, va con la sua macchina a 30 euro in un autodromo, dove lì veramente vediamo chi è più bravo, non per strada dove magari c'è quel pedone che rientra perché ha fatto il turno di notte e ha solo la sfortuna di attraversare la strada nel momento sbagliato. Quindi allora, visto che abbiamo parlato di luci, andiamo a vedere Luci del Nord con questo ragazzo Nicolò Grassato, che è anche cantante, anche se ha messo un po' in un angolino questa passione, e perché Luci del Nord poi lo spiegheremo. Andiamo a sentire questa canzone. Per arrampicarsi sempre più in alto sull'impalcatura delle comodità che vi siete costruiti. Le fondamenta stanno cedendo. Si stanno inarcando sotto il peso dei vostri desideri fittizi. Io vi aiuterò, io vi aiuterò. Basta l'ossigeno, ha un cuore bruciato, corriamo agli opposti da un mondo malato, schivando gli ordigni su un campo minato. Se pensiamo che la terra ci sia sempre lieve, lei ci tona e poi ci toglie come il sole con la neve. Insegna l'esistenza che cosa vale, aver paura ci fa bene, estingue il male. Mi sveglierò come fai te, un'altra goccia di una lacrima sul mio parquet. Ci proverò, le palpebre copriranno il sole e gli occhi come nuvole. Passeranno le tempeste, dai usciamo di qua, chiusi in casa ormai da giorni, sai che finirà. In mezzo al mare c'è il silenzio di questa città, di notte la mia mente sogna l'America. E Venezia sembra ormai un inferno, se non ci sei te. Ad aprile ancora inverno, solamente dimmi come stai. Mi rispondi qui non passa mai più, fragili ma in fondo sempre noi, supereroi. Mi ascoltate adesso? Non stiamo bene. Non sono un nemico, sono la forza che riporterà l'equilibrio. Rimpiangiamo i peccati e siamo uguali, chiediamo scusa a noi stessi, unendo le mani. Dentro questa routine ci siamo persi, ogni giorno che passa siamo sempre gli stessi. Ma che cosa vuol dire essere umani? Vogliamo vivere a stenti per morire sani. Rispettiamo la vita mangiando animali, spostamenti veloci, eventi catastrofali. Coprirò il cielo e le nascondo con la pioggia le mie lacrime. E mai sarò come vuoi te, riscrivendo 1000 volte le mie pagine. La luna specchia il sole anche di notte, luce c'è, nel buio non ti ho mai lasciato, ci sarà un perché. La mia natura si riprende ciò che tuo non è, ti perdono solo adesso così fragile. Che Venezia sembra ormai un inferno, se non ci sei te. Ad aprile ancora inverno, solamente dimmi come stai. Mi rispondi qui non passa mai più, fragili ma in fondo sempre noi, supereroi. Supereroi. Vicini o da soli, lottiamo da sempre, saremo sempre più vuoti dinanzi al niente. Un'instancabile rincorsa a ciò che pretendiamo, non c'eravamo mai fermati a capire chi siamo. Vi aiuterò, se mi ascoltate, Allora, Nicolò Grassato, periodo Covid, questa canzone, però lui è un creativo, ha detto devo fare qualcosa, perciò ha fatto tutto lui. Raccontiamo queste luci del Sì, Nord. beh, innanzitutto voglio salutare anche Dario, ne approfitto, che è chitarrista. È da un po' che appunto non suoniamo più, però non si sa mai. Prossima Non si sa trasmissione mai. allora con Dario, chitarrista. Esatto, Dario, questo è un invito. Ecco, Dario te l'abbiamo invitato ufficialmente. Non si può dire che abbia fatto tutto da solo, nel senso che per quanto riguarda la produzione del brano, sì, ecco, l'ho fatta nello studio durante la quarantena, mentre Dario da casa mi inviava le registrazioni della chitarra, abbiamo mixato, eccetera. E il video ugualmente, io da casa mia e lui da casa sua ci autoriprendavamo
stiamo creando questo Mentre video. con Leonardo Zambrano, che è presidente squadra Jump Biliardo, intanto vediamo anche questa stecca che non l'abbiamo vista. Ecco, prendila in mano, falla vedere. Ecco, questa stecca magica che bisogna saperla adoperare. Esatto, Come esatto. si tiene la Così- stecca intanto? Così è divisa. Esatto, bisogna montarla. Ok. E poi diciamo Guardate la c'è mano. sempre la tecnica. Aspetta adesso che ti inquadra bene messa così la è- regia. Esatto, Sollevata esatto. non Dopo così, ci sono ma vari modi in base alla posizione delle palline, però c'è sempre ore e ore e tecniche e studio. Marinaldo che diceva le boccette, tirano le boccette. Le boccette è un gioco che andava tanti anni fa, che non si Rinaldo, gioca con ti la si stecca. Sì, non si gioca più da nessuna parte adesso a boccette. Sì, Noi tutto con abbiamo la questa stecca. disciplina Pool 8-15, che è quella che è più comunemente giocata in Italia, sì, ma soprattutto qui nella nostra regione. Cos'è l'8-15 Il Triveneto. allora? Sono 15 palline, ovviamente, dove abbiamo, avvicino un attimo, ecco qua, abbiamo le nostre 15 palline, non so se le vedono da Sposta casa. la sveglia che così si vede meglio. E questa è la vera protagonista, questa è la palla battente, si chiama. Questa è quella con cui, diciamo, vai a colpire le altre palline, quindi si spacca e si sceglie una serie, ad esempio possono essere, la prima pallina che fai è questa per esempio, quindi tu avrai tutte quante le palle piene e l'avversario invece di conseguenza avrà le mezze. Eccole qua. E poi abbiamo le due obbligate che sono la 8, quindi se io avrò scelto le piene avrò la 8 che va messa in una delle due buche centrali. Di conseguenza se io la metto in una buca lui dovrà obbligatoriamente mettere l'altra palla sua 15 nell'altra buca centrale ed è questo il vero clou del gioco. È quello che ti tiene concentrato e ti fa fare dei tiri di difesa o di attacco, no? Quindi se io non gli faccio vedere questa pallina con questa, ovviamente lui avrà più difficoltà ad arrivarci per Il biliardo è un gioco d'azzardo? No. Il biliardo non è un... Voi lo sapete ma a casa magari non lo sanno, perciò la domanda è ovvia. No, è un vero e proprio sport, con una federazione, con dei campionati, con tutto quello che ci va dietro, certo, come può essere le freccette o il bowling, cioè ci sono proprio delle associazioni, delle federazioni dove è proprio sport nazionale. Questo è uno sport nazionale che fa vedere c'è anche la FIBIS, Federazione Italiana, noi siamo appunto iscritti alla FIBIS per partecipare al campionato, nel nostro caso Triveneto, giusto Leonardo? Perciò non c'è solo il calcio, la bicicletta, il basket, il rugby, ma c'è anche il biliardo. Sarebbe cosiddetti, come li chiamano, sport minori. E qui, abbiamo anche un campione perché l'anno scorso è arrivato secondo in Serie A. 2 anni fa, secondo in Sì, Serie ma A. se non lo dici in tutte tasi, le famose parole. Ma Leonardo, facciamogli vedere il tuo trofeo. Dai, è arrivato secondo. È bello, ce l'aveva là, ma lo tirava mia fuori. Teneva nascosto. Nel 2023 sono arrivato cosa vuol dire vincere una coppa, riuscire? L'emozione, dai. Ma è stata proprio la tensione dei giorni di gara, è stata tantissima. È proprio un gioco dove combatti contro la tensione, tachicardia e tutto quanto, e lì la difficoltà. Sentite? Io sono arrivato secondo al campionato, alle finali nazionali di 8-15 che si sono svolte a Bolzano. Momenti fortunati, momenti che sono andati positivamente hanno portato a questo risultato. Cos'è l'emozione, Presidente, per te? L'emozione più che l'emozione è soddisfazione, che tutte le ore che passi a giocare, a imparare, a fare possono portare a un risultato. Sarà anche Questo è in soddisfazione, ma qualunque- nel momento che ti dà sta coppa te emozioni. sì, certo. Cavolo, Certamente, Presidente, certamente. è inutile girarla, sì. Certamente. Perché è come vergognarsi, emozionarsi per questi ragazzi. No, ci mancherebbe guarda altro. che io li sento emozionarsi e vergogni, diventa tutti rossi quando Camilella che fa qualche domanda. No, per me Iscominse a trimarco, sì, no, Per me no, una roba anzi. a parte. Però è così, quando li guardi, li prendi, purtroppo sono così. Allora sentiamo come ci saluta il nostro Alessandro Tonetto, però prima vorrei far vedere questa guida, questa fondazione Salvatore Ambrosino Sicurezza Stradale. Andiamo a vedere. Fondazione Salvatore Ambrosino, in memoria di Donato Ambrosino. Articolo 3. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale mediante lo svolgimento in via principale di promozione della sicurezza stradale, anche tramite corsi di guida sicura, formazione dei conducenti, sensibilizzazione degli utenti, la prevenzione e riduzione dei rischi di incidenti stradali, l'educazione alla sicurezza stradale, la promozione soprattutto tra i giovani del rispetto delle regole civiche e sociali, della cultura della sicurezza in strada, anche mediante progetti didattici, incontri nelle scuole, materiali, contenuti informativi e concorsi che promuovono la partecipazione attiva degli studenti e dei docenti. Nasce la Fondazione Salvatore Ambrosino in memoria di Donato Ambrosino, mio padre, il 31 di gennaio del 2025. Nella vita bisogna fare delle cose per riempire le giornate. È importante farle in un certo modo e questo è il come. Ma se non hai il perché facciamo quello che facciamo? Questo è il mio perché, il motivo per il quale mi alzo tutte le mattine. Il perché mio è di salvare vite facendo cose concrete. E questa fondazione nasce proprio per questo tipo di obiettivo. Non ha nessun scopo di lucro come tutte le fondazioni e soprattutto ci permette di convogliare tutto ciò che è inerente alla sicurezza stradale in modo concreto. Sono molto orgoglioso perché so che dall'alto mio papà mi guarda, mi assiste, ma soprattutto mi guida. In questa foto io ero piccolino, avevo quasi un anno, qualche mese dopo lui è morto. E io so, come in questa foto, che mi guarda dall'alto, anche oggi sento la sua presenza. Con questa fondazione voglio dare il via alla vera e prima fondazione che concretamente fa cose, facendo cose in modo attivo. Oltre alla teoria ci concentreremo sulla pratica, perché l'unico modo al mondo per permettere a un essere umano di imparare è facendo cose concrete. Sono orgoglioso di aver fondato questa fondazione perché so che rimarrà per sempre. Oggi sono io il presidente, domani sarà qualcun altro e dopodomani ancora qualcun altro. Ma il nome rimarrà, il mio nome, ma soprattutto voglio che rimane il perché. E chiunque guiderà un domani questa fondazione e chiunque entrerà come partecipante in questa fondazione sa che lo scopo è grande, è ambizioso. Ma come tutte le cose che mi metto in testa, poi succedono. Chiudo questo video nel ringraziare mia mamma che mi ha insegnato che nella vita bisogna lottare, lottare e ancora lottare per raggiungere vette sempre più alte. E poi ringrazio te papà, perché anche se non ho un ricordo con te, sento la tua presenza più che mai, soprattutto in questo momento che sto parlando. In questa stanza sento che ci sei. Io ringrazio Alessandro Tonetto, responsabile nazionale Relazioni Esterne Fondazione SADA, anche per questo video molto toccante che fa capire l'importanza del ricordo di questi genitori, ecco, molto bello. Come ci saluti Alessandro? Cosa vuoi dire come ultimo messaggio? Allora, partiamo dal presupposto che proprio questo Donato è una vittima della strada, quindi non è una vittima X, è proprio purtroppo stato ucciso in un incidente stradale. E quello che voglio comunicare è che, soprattutto ai ragazzi, se avete voglia di affermare la vostra bravura, iscrivetevi a uno di questi corsi, con meno di 200 euro lo potete fare, ok? Avete un corso di una giornata intera in cui, se siete veramente abili come credete di esserlo, bene, lo testeremo. Se invece non siete così abili, magari migliorerete quei lati lì. E soprattutto una cosa, le strade non sono una pista. Le piste sono un'altra cosa, le strade sono dove uno spazio comune a tutti, agli utenti deboli e agli utenti non deboli, quindi cerchiamo di iniziare a rispettare tutti. Grazie, grazie Alessandro Tonetto, veramente grazie. Sentiamo come ci saluta Niccolò Grassato. Sì, allora saluto anch'io Alessandro, veramente delle belle cose queste. Sicurezza stradale penso sia un tema che dovrebbe essere
più diciamo, insegnato nelle scuole proprio come materia, al posto di tante perdite di tempo che secondo me ci sono all'interno della scuola ad oggi, no? Bene, io ringrazio te Mirella, per me è stato un grande piacere rivederti. E sentiamo anche il Presidente come ci saluta, fa vedere sta coppa, Presidente. Alziamo al cielo la coppa. Come ci saluti, Presidente Zambrano? È un piacere anche per me, avete conosciuto, magari con un'altra occasione potremmo riparlare ancora. Saluto tutti quelli del Jump, John Foster e Cigno Bianco. Ecco. E basta, alla prossima. Prossimamente su questi schermi. Su questi schermi. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. E siamo con Antonella Gaston, psicologa, cooperativa La Zattera. Grazie Antonella di essere qui, mi fa veramente piacere. Però abbiamo anche Eddie Binotto, già presidente di Fumisti. Grazie Eddie anche di essere qui, ecco, in giro con la macchina a spegnere gli incendi, ste canne fumarie, ecco, ste stufe, più ne diciamo e più qualcuno non ascolta. Che Grazie passi anche alla mia. Ecco, allora iniziamo proprio da Antonella Gaston. Allora Antonella, spieghiamo per chi non la conoscesse cos'è questa cooperativa La Zattera, prego. Allora, intanto grazie Mirella, è sempre un piacere venire qua a condividere con te anche le nostre passioni, perché ci troviamo in linea anche su tanti argomenti. Allora, io sono una volontaria della cooperativa La Zattera che ha sede a Grado e sono anche una psicologa, psicoterapeuta dell'azienda sanitaria di l'ULS 2 qua di Treviso, lavoro a Conegliano. E così è nata questa mia attività con la cooperativa La Zattera, e ci occupiamo dell'inclusione delle persone fragili. Oggi sei qua come Zattera come e basta. Zattera, punto. Sono come Zattera, e ti do anche una novità, anche come Special Olympics, perché mi hanno proprio fresca nominata direttore provinciale di Gorizia degli Special Olympics Italia o Friuli Venezia Giulia. Un passaggio molto importante della tua attività. Saluto anche Eddie Bonotto. Eddie, cosa ci dice? Com'è la situazione? Abbiamo sentito morti anche in questi giorni, ossido di carbonio, per quanto si informi non è mai abbastanza. Ma perché questa superficialità, nonostante si sappia l'importanza di essere sicuri in casa con queste stufe, con questi caminetti, ecco, con queste canne fumarie? Prego Eddie. Allora, intanto buongiorno a tutti e ringrazio per... diciamo che siamo in fase di cambiamento, perché ci vorranno anni e anni e anni per arrivare a quello che abbiamo dei colleghi all'estero, arrivare al livello di queste, dove c'è l'abitudine della manutenzione dell'impianto e quant'altro. Stiamo facendo dei bei passi in avanti, adesso siamo in fase ancora di sopralluoghi, di installazioni, di messa a norma impianti, però come hai detto te Mirella, leggiamo già di qualche purtroppo brutto episodio. Abbiamo la consapevolezza che stiamo scendendo col tempo. Diciamo che quello che abbiamo passato negli ultimi 5-6 anni di Covid ha fatto un po' riemergere questa problematica qua, però dove stavamo veramente andando bene. Adesso stiamo ripartendo e speriamo di continuare con questo miglioramento qua, insomma. Di cosa vuoi dire a quelle persone che ti stanno ascoltando, che magari il prossimo anno la pulirò, il prossimo anno la canna fumaria, che messaggio vuoi dare? Perché è importante, ascoltate bene quello che dice Eddie Binotto, prego. Non fate l'errore, chiamate, specialmente qua da noi in provincia di Treviso, la provincia ha messo a disposizione anche liquidità, soldi, denaro per le persone che possono meno, per le persone che hanno più problemi, specialmente è diviso in due grosse categorie. Una è quella, diciamo, delle persone che lavorano, che hanno comunque un reddito, e un'altra è per le persone che hanno meno possibilità, tipo anziani e quant'altro. Chiamate, informatevi, c'è un bando provinciale che aiuta, che previene e che dà una mano per le manutenzioni. Fatelo, perché poi piangete tutti. Sai, però penso Eddie che ci sia poca
divulgazione di questi bandi, specialmente anche per le diversamente giovani, per quelli che non sanno adoperare internet. Non pensi che oltre a prendere i soldi la provincia dovrebbe incrementare di più, ecco, e pubblicizzare, ecco, ad esempio Antonella dice io non sapevo che c'era questa possibilità. Ecco, come mai si fa così poco per la comunicazione che manca? Noi ce l'abbiamo, ma se non si sa cosa faccio io? Prego, è solo sicurezza, non è nient'altro. Eddie? Allora, diciamo che qua sì, è vero, abbiamo poca comunicazione, piuttosto, almeno parlo a nome anche di quelli che sono i miei colleghi, che siamo del settore. Se avete una persona di riferimento, di fiducia, un qualcuno, chiamate, anche che venga a fare un sopralluogo, che venga a dare un'occhiata. Tanto io personalmente come azienda li faccio anche a titolo gratuito, per cui non è un problema economico. Fate sto sopralluogo. Chi è del settore è informato e correttamente vi aggiornerà, ne sono certo, perché io dei colleghi che ho, specialmente nella mia zona, che conosco, lo sappiamo tutti e tutti facciamo informazione. Che dopo ci debba essere da parte degli organi competenti magari un incentivo all'informazione, perché io quando ero presidente provinciale di categoria ho fatto degli incontri, ho fatto Oderzo, ho fatto Conegliano, ho fatto Vittorio Veneto, ho fatto Castelfranco, ho fatto Treviso, ma purtroppo tirare fuori anche la gente da casa la sera delle volte è un problema. È un problema. Allora andiamo a vedere invece, perché non diventi un problema, cosa bisogna fare questi morti da monossido in Polesine. È una tragedia silenziosa quella che ha colpito la comunità di Paviole di Canaro, al confine tra la provincia di Rovigo e il Ferrarese. La scorsa notte un'intera famiglia è stata trovata senza vita nella propria casa. Secondo le prime ricostruzioni, a causare i decessi sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio. Le vittime sono un uomo di 52 anni, la moglie di 47 e la loro figlia di 28. Vivevano da più di 20 anni in Polesine, dopo essersi trasferiti dalla Moldavia. A scoprire il dramma, in via Cesare Battisti, sono stati soccorritori allertati da alcuni vicini che non avevano loro notizie dal lunedì. Quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono entrati nell'abitazione, per i tre non c'era ormai più nulla da fare, morto anche il gatto di casa. I corpi sono stati trovati nei letti, senza segni di violenza. Tutto fa pensare a un'intossicazione accidentale. Le indagini, affidate ai carabinieri, puntano ora a chiarire le cause esatte e il movente del decesso, che potrebbe risalire a 2 giorni prima del ritrovamento. So che Antonella voleva fare delle domande a Eddie Binotto perché è molto interessata a questo che ha detto Eddie. Prego Antonella. Eddie, io personalmente sono molto ignorante, pur avendo un caminetto con una canna fumaria, e ho chiesto, c'è una normativa che dice ogni quanto bisogna pulirla, cioè, siamo disinformati e pensavo anche a queste persone più fragili, magari stranieri che non conoscono la lingua, che non conoscono la normativa, che non conoscono nulla, come possiamo fare? Eddie? Allora, ringrazio per l'assist da parte della signora. La normativa ci dice che la manutenzione e la pulizia degli impianti va fatta ogni 40 quintali di legna utilizzata o al massimo un anno sì, un anno no. Ecco, andiamo più sugli anni. E questa è una normativa tecnica, diciamo che è normale che l'utente privato non conosca, ok? Però lo spazzacamino di fiducia, il fumista di fiducia, chi ha rilasciato la dichiarazione di conformità, perché ricordiamo che le canne fumarie e gli impianti a biomassa devono avere una dichiarazione di conformità che, oltre al libretto impianto, come alla caldaia, anche la stufa, il caminetto hanno il libretto di impianto come la caldaia. Chi fa il libretto di impianto è sicuramente informato e sa tutte queste cose. L'unica cosa, bisogna, una volta dette, al limite si possono anche segnare, perché posso capire che il privato non si ricordi, non possa ricordare, non tenere a mente sta cosa. Segnarselo, e ogni 40 quintali, io consiglio anche tutte le primavere. Chiamate in primavera, non chiamate il mese di ottobre, che dopo è un disastro perché non abbiamo tempo, siamo sempre oberati. Un collega mio aveva detto però in agosto non si ricorda nessuno. Non si ricorda nessuno, no, perché sono tutti al mare. Però chiamate a fine stagione, marzo, aprile, colpo di telefono, fumista di fiducia, spazzacamino di fiducia, l'amico perché conosce, e vi mette a norma l'impianto. Se la persona abilitata vi dice anche
che diventa responsabile dell'impianto una volta che ci ha messo la mano, ok? Vi dice guardate che l'impianto ha bisogno di, è fuori norma per, se dovesse essere, vi aggiorna il libretto impianto sulla manutenzione, comunque chiamate o chiamate anche qualsiasi collega in Confartigianato, la categoria, quello che volete. Ma allora, ripeto, ha ragione la Mirella, ha ragione anche la signora che c'è poca informazione, però stiamo parlando della pelle della famiglia nostra, per cui mettiamoci la mano sulla coscienza tutti quanti. Binotto, io penso che con le tasse che paghiamo impiegare di più anche soldi per una comunicazione corretta e importante non sarebbe veramente male. Ecco, io penso questo, perché è facile dire informatevi, però a volte a mandare una mail, quando sono in campagna elettorale manda mail dappertutto, volantini di tutto e di più, cioè quando vogliono arrivare alla persona arrivano, quando non vogliono non arrivano. Antonella, io devo correre, andiamo a vedere anche queste immagini di Antonella Gaston, attività alla Zattera, questa cooperativa, vediamo le immagini e le commentiamo con Antonella Gaston. Forse. Antonella! Ciao Antonella! Si capiscono anche di cosa ti occupi. Guarda che foto. Meglio non si sa, ha un'emozione, le mamme che piacciono. Allora, sentiamo Eleonora da Lonigo. Ciao Eleonora. Sì, buongiorno signora Mirella. Poco fa ho acceso la televisione e parlavate di fumi, se non sbaglio. Sì. Sì, Eleonora. Ecco, io ho la caldaia, ho il termo, ogni anno faccio pulire la caldaia. Sì. La faccio sistemare e la faccio controllare i fumi. Però io la mattina, quando apro la porta e le finestre, ho i fumi della gente che ha il camino, la stufa, e mi vengono tutti in casa. Ma chi li controlla quelli lì? Sentiamo cosa dice Eddie. Grazie Eleonora. Eddie? Senti Eddie? La peggior cosa che possa avere la Mirella è il collegamento in macchina, ma proprio è una roba che non mi piace per niente. Eddie, hai sentito la telefonata? No, non va. No. Allora, Antonella, abbiamo visto le immagini, così abbiamo spiegato. Forse è ripartito. No, vai Antonella. Vado io. Allora, le immagini hanno riassunto un po' tutta l'attività che abbiamo fatto lo scorso anno. Per cui avete visto una parte, noi dicevo ci occupiamo dell'inclusione delle persone fragili. Vediamo anche disabili. Le foto che ha mandato Antonella, grazie dalla regia, prego Antonella. Noi ci occupiamo dell'inserimento lavorativo per le persone fragili e io mi occupo principalmente della parte dello sport inclusivo. Io sono anche un istruttore di tennis. E per cui puntiamo molto all'inclusione attraverso l'attività sportiva e l'attività professionale, perché comunque serve anche ad aumentare l'autostima di queste persone. Più dicevo, quest'anno sono direttore provinciale di Special Olympics di Gorizia. Special Olympics è un movimento nazionale. Ci ho avuto anche ospiti. Hai avuto ospiti che ha proprio l'obiettivo di promuovere lo sport
inclusivo per persone con fragilità intellettive, emotive e relazionali. E abbiamo dei progetti, tra l'altro la prossima settimana a novembre, il primo weekend di novembre dopo il ponte, siamo a Roma per il meeting degli Special Olympics, per cui se vuoi dopo verrò a raccontarti quello che abbiamo in cantiere. E nelle immagini avete visto le foto delle giornate di sport e divertimento che organizziamo in una splendida location a Grado nel villaggio Punta Spin, e poi anche, ecco, questa è la spiaggia del villaggio Punta Spin. E poi erano, tra l'altro abbiamo il mare molto basso, per cui non c'è nessun pericolo, vanno in canoa, vanno sul pedalò, e il nostro obiettivo è farli divertire, perché comunque e farli vivere la normalità, perché anche lo Special Olympics, io ho una colpa, lo dico ai telespettatori, ho mandato tardi i video, però dei video nuovi dove veramente si fa vedere, rispetto anche a Special Olympics, come integrare questi ragazzi con attività sportive. Per Senti esempio, Antonella, faccio una parentesi, io sabato ho avuto queste mamme con queste ragazze, voi dovreste, vi leggerò i messaggi che mi hanno mandato ieri, per quanta gratitudine e gioia di essere stati qua, di vedersi. Questi ragazzi vivono dove le mamme lamentano proprio questa poca quotidianità, specialmente con lo sport, quella quotidianità che viviamo noi, devono essere sempre loro. Sempre loro, molte volte si lamentano di non avere neanche personale adeguato, riesco più io mamma che no, quell'educatore che aveva mio figlio, devo insegnare io a loro. Capisci che forse quello che stiamo cercando di fare anche col villaggio è quello di mettere assieme, perché queste mamme tutte quante alla fine hanno detto il problema è cosa ci sarà dopo di noi, non abbiamo futuro. Cosa vuoi dire? Allora, questa è l'angoscia di tutti i genitori che hanno un ragazzo disabile, perché il pensiero è comunque dopo di me cosa accadrà. Anche ci sono familiari, fratelli, persone che comunque possono prendersene cura, però il pensiero di un genitore è che nessuno è come me. Allora, lo sport inclusivo, queste giornate di divertimento servono anche a responsabilizzare questi ragazzi. Noi abbiamo delle strutture sul territorio, vi parlo anche del Friuli, anche nella nostra realtà. Io non mi occupo di questo come psicologa, mi occupo di tutt'altro. Però in Friuli, come qui, ci sono delle realtà dove viene favorita l'autonomia di questi ragazzi. Attenzione che quando noi parliamo di sport inclusivo significa che sì, c'è il ragazzo disabile, ma che fa sport insieme al normodotato. Per cui è veramente una integrazione, uno stare insieme agli altri, è quello che ci fa star bene. Ma non pensi che questi ragazzi ne sono troppo chiusi? Cioè invece di vivere l'aperto dove loro possono muoversi, hanno pochissima manualità, non capisci che forse bisogna cambiare registro, Antonella? Bisogna cambiare registro e fare progetti su progetti. Noi abbiamo ad esempio inaugurato in collaborazione con il Comune ovviamente e altre associazioni del territorio a Codroipo l'orto inclusivo, l'orto solidale, l'orto solidale. Per cui questi ragazzi devono vivere secondo le proprie capacità, ma avere la loro vita. E le strutture adeguate dove poter fare questo? Gli aiuti anche economici per le famiglie, perché comunque costa, la vita costa, lo sport costa e anche le cure di questi ragazzi costano. Eddie, vediamo se c'è adesso Eddie. Eddie Binotto, ci sei? No, non riusciamo a collegarci. Niente, chiude il collegamento con Eddie perché sapete che questi collegamenti io proprio non riesco a farli. Allora, un'altra cosa, Antonella, che volevo chiederti, però per far sì che queste mamme abbiano
un sostegno. Per fortuna, qualcuno diceva, abbiamo queste associazioni dove possiamo staccare la spina, perché abbiamo bisogno anche noi di fare qualcosa, e portiamo i nostri figli, ma sono poche, non si conoscono, tu l'hai vista anche col villaggio delle associazioni, la fatica di mettere assieme, c'è chi vuole primeggiare, chi si sente la re, la regina, quei principini, l'hai visto anche tu, invece di capire che lo scopo è quello di aiutare, di fare squadra. Prego Antonella. No, ne parlavamo anche prima, in effetti è così, forse dovremmo partire, c'è un po' di come se ognuno guardasse il proprio orto, dovremmo invece ciascuna associazione collaborare con le altre. Se non partiamo da noi, da creare una rete noi, alla fine io ho visto, per carità, qua con il villaggio, grazie, delle associazioni che abbiamo fatto, cui siamo stati presenti anche noi, ma anche in Friuli ho visto che poi abbiamo tentato di collaborare con i canoisti, abbiamo fatto la giornata, abbiamo portato nostri ragazzi, noi non abbiamo ragazzi nostri, non è che abbiamo, noi raccogliamo e diamo le opportunità. Quanti ce ne sono in giro? Ecco, però ho visto che anche con questi canoisti alla fine finisce là, perché quando noi cerchiamo di collaborare, e abbiamo il mosaico di Codroipo, la Pannocchia, oltre quella sedia di Trieste, sono associazioni con cui collaboriamo molto e facciamo dei progetti insieme. Voglio ricordare Mirko D'Accordo, che è il presidente della nostra cooperativa, la famiglia Andretta, da cui è nata questa idea della cooperativa, c'è anche Alice Caicchiolo, che mi sbaglio sempre il cognome, che si occupa dei bandi, delle collaborazioni, dell'inserimento. Ognuno fa il suo, diciamo. Però se noi, allora vediamo che all'interno della nostra cooperativa abbiamo ognuno una competenza, no? E ci mettiamo insieme. Se la stessa modalità potesse essere usata tra le diverse cooperative, o dove ognuno ha la propria competenza, ma mettiamo insieme le conoscenze, le risorse, sicuramente si potrebbe offrire qualcosa di più a queste famiglie. Allora, è vero che i ragazzi hanno bisogno di socialità, di stare insieme agli altri ragazzi, ma è anche vero che le famiglie hanno bisogno anche di spazi in cui vivere una vita stando tranquilli che il ragazzo è in... Andiamo a vedere anche proprio a Udine, vediamo se Antonella era al corrente questa giornata del volontariato. Questo non lo sapevo. Ecco, andiamo a vedere. Un percorso partecipato tra Regione e rappresentanze del terzo settore per una revisione della legislazione in materia di volontariato. L'appuntamento, che ha riunito questa mattina a Udine rappresentanti e attivisti del terzo settore, addetti ai lavori e un ampio parterre di interlocutori. Principale tappa di avvicinamento alla giornata del volontariato 2025 del 5 dicembre. Un percorso sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che vivrà a Gorizia i suoi momenti più salienti. Il meeting è anche l'occasione per riflettere sullo stato di salute del volontariato nel paese e in regione, un mondo che paga anch'esso pedaggio alla crisi demografica e forse a un minor appeal tra le giovani generazioni. Tra gli interventi quello del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, che ha spiegato il concetto della doppia gamba della democrazia. Dobbiamo andare verso un welfare generativo che viene appunto reso possibile dall'incontro, ad esempio in un condominio, tra una persona anziana e uno studente. Lo studente occupa la stanza, ma oltre che occupare la stanza di un affitto accalmierato, magari aiutato dal comune, invece lo aiuta magari a fare la spesa o a comprare i medicinali. Ecco che quindi è un welfare sempre di sostegno alla persona, ma basato sulle relazioni che vengono generate appunto dall'incontro magari tra le persone più anziane e quelle più giovani. Significa mettersi a disposizione del prossimo, dare una mano, cercare in qualche modo o di tenere via la propria comunità o di aiutare chi si trova in difficoltà o di permettere ai giovani di fare sport o di
promuovere la cultura, la storia, cioè il volontariato ha talmente tante sfaccettature che va ringraziato a tutti i livelli, perché comunque senza il volontariato la nostra regione sarebbe sempre più povera. Per fortuna comunque abbiamo un volontariato forte che permette a noi istituzioni di poter essere sereni nel sapere che sui territori c'è qualcuno che porta avanti quello che è fondamentale, cioè i legami all'interno dei territori e delle comunità, cercare in qualche modo di portare avanti le memorie, cercare di tenere vicino le persone, cercare in qualche modo di fare squadra. Ecco, noi come istituzioni siamo parte di questa squadra, lo siamo con grande convinzione. Pochi secondi perché sono in chiusura, come commenti questo servizio? Prima cosa, io non lo sapevo. Perfetto. Va benissimo. Seconda cosa, anche qua si parla di fare squadra, di fare rete. Noi siamo anche una cooperativa giovane, certo. Però abbiamo avuto anche il riconoscimento un mese fa, abbiamo ricevuto il premio solidarietà sfugge il nome, comunque dall'associazione dalla consulta delle associazioni delle persone per disabili di Trieste. Abbiamo ricevuto il premio solidarietà per l'impegno profuso nell'integrazione di queste persone. Però non era il corrente. Però non ero al corrente. E con queste parole io ringrazio Antonella Gaston, cooperativa La Zattera, di essere stati con noi. Saluto anche Eddie Binotto, ma verrà in trasmissione a rispondere anche alla nostra Eleonora Dall'Onigo, perciò Eddie vieni in trasmissione perché sono tante le cose che devi dire. Grazie. Adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Ciao. Ciao grande famiglia di Rete Veneta, iniziamo l'anno da zero branco. Siamo davanti al municipio e il sindaco ci sta aspettando per un caso un po' delicato. Entriamo. Permesso, ecco il sindaco, si in partenza, sono in ritardo, io sono in partenza. Buongiorno sindaco, buongiorno. Allora, perché dal sindaco Feston? Che è anche un sindaco simpatico, devo dire la verità. Mirella non so che ne sia tanti di simpatici, ma non importa. Perché è un caso, uno dei casi delicati che anche il sindaco sta vivendo e noi cerchiamo di aiutare, perché il sindaco sa benissimo che questi soldi hanno il massimo rispetto. Quelli che ce li danno, compresi anche i piccoli doni, 5-10 euro, devono sapere a chi vanno e perché li diamo, perché è un caso che ha bisogno. Noi aiutiamo non chi se lo merita, io continuo a dirlo, ma chi ha bisogno. È una donna che ha un grande problema e allora spieghiamo un pochino ai nostri telespettatori, alla grande famiglia che darà questo assegno a lei sindaco, sarà lei che lo porterà. Cosa è successo? Beh, intanto devo ringraziarvi perché penso che siate l'unica televisione che fa queste cose e quindi anche un organo di informazione diventa parte attiva del vivere delle persone. E la seconda cosa, oltre a ringraziarvi per questo, anche per la fiducia, voi consegnate un assegno a me che naturalmente vi fornirò quanto prima ricevuta, fino all'ultimo centesimo, proprio perché sono soldi di tutti. Sapete, abbiamo passato anni molto duri, non so se siano alle spalle o se sono ancora attuali, e ci siamo trovati di fronte a casi di famiglie abituati a vivere normalmente con una certa dignità, ad essere salutati, ad avere una certa importanza, che di colpo, per ragioni le più diverse, si trovano a terra completamente e non riescono, si sorprendono, non riescono neanche a capire, a realizzare fino in fondo cosa è successo. Può essere un licenziamento, una disgrazia in famiglia, un incidente, un litigio, tutte cose che poi trascendono, diventano troppo grandi e ingestibili. Nel caso del quale parliamo è stata una disgrazia in famiglia che di colpo fa saltare ogni equilibrio e allora poi i problemi sono umani, sono economici, sono di convivenza, sono di fiducia e uno si trova spiazzato e vede tutte le cose in negativo perché così diventano e quindi non sono tanto i soldi finali quanto l'atto, il gesto di gente che vuole bene a altra gente, perché fare del bene non è mai male e una comunità può chiamarsi tale se effettivamente quando c'è bisogno è presente.
Sindaco, quando bussano queste persone alla sua porta, e io so che in ogni comune ce ne sono tante che hanno questi problemi, la prima cosa da uomo che sente e che vede, cos'è in quegli occhi disperati, perché io li vedo, sono occhi disperati, più che le parole conta lo sguardo quando tu li vedi ed entrano, cos'è che prova in quel momento e l'impotenza reale di non poterli aiutare come vorrebbe? Quasi tutti i giorni. Qui noi puntiamo molto, anch'io personalmente, ai bambini. La prima cosa che voglio sapere è se hanno figli, quanti, se vanno a scuola e come sono messi. Perché se tu vivi una società in India dove tutti sono scalzi, nessuno gli pesa essere scalzo. Ma se tutti gli altri hanno le scarpe e il tuo no, allora qua comincia a esserci qualche problema sul quale intervenire subito. Quindi i bambini, i figli sono la nostra bussola di agire quando vengono adulti, mamme, papà, genitori in genere a chiedere aiuto. Io sindaco le ho messo in braccio una bambina, io vorrei sapere come va quella bambina e quella famiglia. Adesso sono su un mini alloggio provvisorio, è asciutto, riscaldato e decente, non è una casa di lusso, ma è sufficiente ed è, come dire, dignitosa. C'erano 3 bambini in questa famiglia. Allora io la ringrazio, adesso prendiamo l'assegno della grande famiglia. Questo è l'assegno della grande famiglia di Rete Veneta che io consegno a lei. È vero questo che il sindaco è il punto di riferimento, è il perno, diciamo, delle persone del comune che frequenta? Almeno questo perché da qui, da questo posto, chiunque può vedere anche famiglie, gruppi, persone che non vengono, che si vergognano, che non ti chiedono, che non vogliono apparire. Sei tu che devi andare a chiedere a loro come sei messo e magari se vai a casa sua non servono neanche tante parole, ecco. Questo sì. Avanti così, io penso che quello che avete già fatto finora sia stato molto importante e vi ripeto, talvolta non è soltanto la somma, è il pensiero, è il sentirsi non da soli, non isolati, è il sentire la possibilità di una speranza, di essere anche un po' ottimisti, di essere un po' positivi. Credo che voi abbiate fatto e state facendo un grande lavoro. Non abbandonateci e Zero Branco vi ringrazia a nome mio, ma penso di parlare per tutti. Allora, in bocca al lupo alla grande famiglia di Rete Veneta, un 2018 felice ma soprattutto sereno, che ce lo meritiamo. Ciao!